Allora, buonasera a tutti, siamo al 15 giugno 2024, ore 20:57. Qui ci sono Corbetta, Mauri e Thomas, che ragazzi io vi auguro di non vederlo mai al quello al buio con sta maschera, perché veramente Mauri è passabile, ma lui proprio, guarda, se te lo vedi dietro non... Allora, possiamo partire, questo è per farvi vedere il livello, no, ma sai cosa? È da far vedere anche il livello come si vede qua. Sì, sì, ma posso no, Ma sai se che vuoi. non capisco perché qua mi resta... Ma lui dovrai prima o poi controllarmi sto coso perché vedi che si muove, non riesco a metterlo a posto qua. Andiamo. Siamo pronti. Che Dio ce la mandi buona. Così è meglio anche per voi, è più fisso. Cioè, guardate che veramente è tetro un po', eh. È veramente tetro qua. Sì. Ascolta, io farei un attimo così. Ma ti ho detto, appena l'ho visto affacciandomi, ho subito detto, qua, dobbiamo venire. Cioè, guardate. Pronto? No, no, Mauri, rifai perché resta nel video. No, rifai le scene un attimo. Pronto? Perché no? Chi è? C'è il telefono. Sono Ambrogio. Beh, qui sotterranei ancora. Giusto, qui Sì, sotterranei. questi sono sotterranei, ma non so dove si Guardate che porta di legno, ragazzi. No, questa è troppo bella, guardate. Troppo bella sta porta. Ragazzi, perché sono su? Non lo so. Oh, te l'ha mica fatto salire in entità, era. Cosa? La Sandy. Se volete saltare la Sandy è in campo. Ciao Sandy! Ciao ragazzi, io scendo però, Lasciamo, sì, comunque le Ciao, barche le Sandy. teniamo perché così ci danno una mano. Guarda che bello, guarda. Porte di legno, ragazzi. Quelle... Ma qui non c'è niente, io direi di andare di sopra. Direi di andare di sopra. Questo è Thomas, non vi preoccupate, Vai. Thomas. Non so per dove si sale. Anche io non lo so. Secondo te, Mauro? Di là. Da là? Non lo so, andiamo di qua, poi di là c'è anche una porta con delle scale. Allora andiamo a vedere di qua. Io non ho visto le scale. Di qua, io lo faccio sì. Di qua, dritto. Io devo far così perché sennò veramente mi prendono le di gambe. sinistra. E con la mia scopettina della testa dei capelli ho preso una ragnatela. Come si sono ossidati i rubinetti? Ho preso una ragnatela. Lì. Spider-Man in fronte. Centrale termica. Qui siamo alla centrale termica. Allora non si sale da qui. Sinistra, giù. Sinistra? Qua dobbiamo scendere di nuovo? No, Ma qui è... sì, sai dove siamo passati da prima? Secondo te di qua? Ma da di qua non siamo mai passati. No, qui non si passa ad andare su, ragazzi. Poi la vieni di qua. Eppure sapete che io non ho la stanchezza del viaggio. Scendiamo. Non la sento. Adesso sentiamo, ma... C'era torcia, c'era torcia. Ah, schiaccia di nuovo. Aspettate, perché bisogna spostarsi dentro. Mauri sta cercando la scala per andare su. Occhi muore. Wow, sala macchine. Guardate. Che bello. Mamma mia, ragazzi, tanta roba qua. Tanta roba. Guardate questi macchinari qua. Guardate. Bello, vero? Ma non può essere scollegato questo corpo. Questo corpo non può essere scollegato da come stanza da qua, dal manicomio. Di qua forse, ragazzi. Guardate quelli ancora in gomma. Guardate, è in gomma. È in gomma. Guardate. Di qua. Ah, ma guardate che macchinari. Guardate che roba. Pazzesco. Brava Corvetta. Ottimo. Brava Corvetta. L'ha azzeccata. Guardate. Guardate che roba. Oh, dove andate? Oh, psst. Uno qua con me? Guardate. Comunque c'è tanto odore di... Cattivo qua. Cattivo, cattivo. Guardate il motore. No, veramente. Ciao Terry. Scusate. Eri te prima per questa sassolini? Sì, ero io lì. No, a posto. Adesso dobbiamo trovare solo per andare su.
E io sono richiamata da delle stanze in particolare, qua. Una stanza. Devo vedere quale, ma è su. Perché giustamente qui ci sono i sotterranei. Dobbiamo trovare per andare su. C'è, scommetto che Mauri, come ci avviciniamo senza che io parli, la riconosce, scommetti? La sente? Anche tu. Secondo me voi sentite l'angoscia in quella stanza. Praticamente non è perché è un manicomio, ma c'è stato un caso particolare qua, secondo me, molto particolare e non è tanto dolce. Da come lo sento io, essendo che ha pesantino. paura, cerca di reagire, se ci avviciniamo, io ve lo dico. Tenete presente queste parole, vero? Le ho dette prima, vero Mauri? Tu dimmi se passando le stanze di sopra ne senti una particolare come ti sto dicendo. Cosa avete sentito? Era come qualcuno che parlava. Che sghignazzava? Comunque è stato picchiato tanto. È stato picchiato tanto quella persona. L'hanno fatto molto male a quella persona, secondo me. Allora, ci proviamo. Ho trovato le scale. Qua. È tosta, eh? È tosta. La vedo molto tosta. No. Guardate. Per andare su è da là. Dobbiamo risalire dall'altra parte. No, è un piccolo cieco, cioè... Purtroppo Mauri è chiusa lì, secondo me. Sì, ma da qua non si sale da nessuno. No, si sale di lì, di l'alto. Cioè... Vedi? Bisogna andare da sale di da fuori. lì? No, ma c'è la scala che sale comunque, sì. Prova a inquadrare il punto, Mauri, pressa poco dov'è lì. Prova a inquadrare il punto, è di fronte alla chiesa. È la porta di fronte alla chiesa. Oh, non è che anche di qua. Aspetta, no, i bagni no. No, grazie, ancora no. Allora, noi siamo venuti da di qua, giusto? Sì. Quindi è da di là, è da di là, è da lì Vai. la porta, dovrebbe essere. Però c'è perché non vorrei andare giù in un altro buco qua. In teoria, ok, ci siamo. Vedi? Ecco. Madonna. Entriamo. Sì, questa era l'entrata. Ma guarda sta farfallina come ci accompagna, guardate ragazzi. Guardatela, c'è la farfallina. La farfallina che ci accompagna. Permesso. Wow. 1, 2, 3 piani. 3 piani. C'è da perdersi ragazzi. C'è da perdersi. Qua. No. Guardate la porta. Guardatela. Shh. Guarda. Esatto. Lo sta riprendendo. Guardate. Dove andate? Stai qua. Perché cosa c'è? Mi sa di aver visto qualcuno passare. Faccio luce? No, lascia qua. Tu fai luce qua da me. Ascolta, noi teniamo d'occhio quello lì intanto che siamo qua. Vieni qua. Ma anche perché, guarda, scusa Corbetta, vieni qua. Questo si muove appena assieme. È vero, è quello si muove là. Guarda che non ci si muove qui sotto, noi siamo rimasti qua da sole. Corbetta, vieni qua. Guardati le spalle. Tu guarda di là, guarda qua. Ma lo vedete?
No, non credo. Guardate la corda. Guardate. Guarda, la tira dentro, poi guarda. Sì, è come se qualcuno stesse spiando. Questi sono loro che fanno così. Sì, sì. No, è questo che mi preme far vedere a me. Perché era... Sì, però devono stare qua con noi perché se c'è qualche persona viva... C'è deve qualcosa? essere- Ok. Lei niente? Allora, Mauri adesso guarda attentamente qua. Tutti sono un sacco di rumori. Cioè ragazzi, aspettate. Allora io voglio farvi vedere una cosa, sottovoce che non mi scappi. Mauri che non scappi. Questa cosa. Attento. Adesso vedrete il perché. L'ho filmato anche. L'ho filmato. Allora, aspetta. Guardate la corda. Aspettate che prendo anche loro. Scusatemi. Guardate bene. Guardate la corda. Tira per dentro. Guarda. L'ho filmato, Che... Puoi muovere di più la corda, per favore? Guarda, 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 guarda. Eccolo, visto. Scusami, puoi muovere fuori la corda di più? Lo scotch? Thomas. Cioè, stiamo cercando di comunicare con quello. E noi stavamo cercando di capire Vai il a rumore dei vedere piedi un che attimo. strisciano. Mi ha già guardato su. Si è sentito il rumore dei piedi fa così. Partiamo da questo, perché questo qua è tanta roba. Ancora. Ma anche qui, però. Ragazzi, cioè, guardate la prima striscia qua. Raga, siamo in 4. No, ma non per quello. Ah, ok. Guardate la prima però striscia qua, di scotch, Non guardate si quella guarda là. come quello. Esatto. Thomas, Mauri, provate un attimo ad andare lì. Provate un attimo ad andare fino a quella porta lì a vedere. Dimmi se c'è qualcuno dietro. Facciamo fare la prova del 9 a Mauri e... Giusto Peppe? Sì. Attenzione, guardate. Quando sono partiti a correre mi sono cagati. Fatemi ok se è vuoto, se non c'è niente. Non è il vento, raga, non può essere il No. vento. Anche perché sennò si muoverebbe anche la prima così. Cioè ragazzi, no, ragazzi, Mauri, scusa, Mauri, aspettate che, cioè, guarda come frena, occhio, io cerco di metterla così, ecco, ora se vede meglio, ce la fai Corvetta a tenermi questa? Sì, te la tengo così? io. Che io inquadro qua bene così, aspettate che vi alzo un po' perché sennò non riesco a far niente, Guarda, ok, guarda come si sta ritirando adesso. no perché è pazzesco vedere sta roba, è tanta roba, Vieni qua. C'è qualcosa che mi ha tirato lo zaino. Lascia stare la corvetta, per favore. Qua. Raga. No, perdono, un attimo, aspetta. No, questo me lo metto subito, che mi ero dimenticato, che cavolo. C'è qualcosa che mi ha tirato già lo zaino. Ok. Allora, tieni d'occhio, guarda. Adesso è fermissima. Puoi rifarlo a muovere la corda lì di scotch, per cortesia? Sì, infatti, per quello. Ragazzi, Secondo me non è un'entità buona. ho tirato fuori questo, guardate, Crocifisso. e si è fermata. Guarda, è appena passato un Orbs mega enorme qua sotto. Dio buonino sotto, ma perché non sopra? E adesso come facciamo? Che Thomas non può vederla questa fuori e io devo rischiare di tenerla fuori al colpo. Tienila non per posso. dentro, intanto. Appena Ma apriamo ascolta, qualcosa ma di più grave, adesso tirala questo fuori. qua. Calma, ok? Manteniamo la calma. Puoi rimuovere la corda per favore? Mauri, qui. Vuol dire che è aperto. C'è uno strano verso di là. C'è uno strano verso di là e io mi sono La sentita corda tirare l'ho lo ripresa zaino. che si muove tanto. Beati. Cioè, guarda Mauri, sei passato, guarda. Ascolta, non avete chiuso finestre aperte niente là? No. Mi confermi una cosa nel video, Mauri, voi che siete andati là? Entrando nella stanza lì, ci sono finestre aperte? Era aria corrente della finestra? No. Il nastro? No. Ragazzi, non era non era l'aria della corrente. Allora, andiamo di qua. Di là c'è un verso.
Quindi Mauri ha la torcia, noi l'abbiamo dietro anche, ok? In tempo reale. La mia l'ho data a Thomas. Guarda, guarda, noi ce l'abbiamo anche dietro se serve. Però lo accendo dopo un minuto se serve, così non si scarica. Guardate. È enorme questo posto. Ma guarda, sei stata bravissima, Corbetta. È davvero enorme. Brava, brava. Complimenti, tanta roba. Dark, cosa ne pensi di quella corda? Puoi aprire il microfono, Dark, se vuoi, so. Guarda, da qui si vede. Guarda. Aspetta. Ascoltatemi, qui c'erano delle stanze. Proviamo a attivare. Oh signore, guardate. Ma Thomas, puoi farmi un favore? Puoi fare una foto qua, Corbetta, che vediamo se dopo, quando scendiamo, troviamo Mauri le candele diversamente. Aspetta che mi metto di lì perché ce n'è una anche di là. Così fai la foto a tutte. Ok. Così vediamo 33, gli anni di Cristo. Oh ragazze, stasera ho tenuto le Dark con noi. Là! Ho piacere. È un piacere, un piacere. No, ma io sono contenta, cara, che siete qua. Anche noi, anche noi. Vediamo un po' di qua. Filma di là e fai vedere quanto è enorme. Oh, guarda, Questo è guardate. quello che si vede dalla stanza di mio nonno, quindi la stanza è tipo qua sopra, al terzo piano. Possiamo andare un attimo di lì per cortesia che voglio vedere una cosa. Ascoltate, linea d'aria, è di là. Quella della corda che ne ha visto prima. Ah, sì. È di là. Pazzesco, guardate. Qui è dove giravano praticamente. Dark, voi se vedete qualcosa ditelo. Ma qua mi sa che Se vedete qualche ombra, qualcosa. Quindi ragazzi abbiamo l'onore di avere le Dark con noi stasera. Quindi quarto team, ragazzi. Le Dark sono È un onore per noi. Siete dei È un nostri, vero? piacere. Sì, sì, per un po' sì. Bene. 4 team con quelle Dark. Guarda, guarda, è veramente stupendo da vedere. Adesso noi ragazzi per ovvi motivi non ci mettiamo a scavalcare, lo facciamo da di dentro. Probabilmente questa era l'entrata perché vedete gli orari di visita. Sì. Ma no, io sinceramente... Ma non- metti un piede qua? Ah sì, giusto. Senza fare il giro da dentro, dici provvisorio. Sì. Come stanno le cosiddette? Al momento non è No, aspetta. No, adesso volevo riprendere me perché pensano che io cadono. Buttati col morbido! È andata bene. Mauritini, un attimo, guarda, che me lo passo. Guarda che ansia visto dopo il punto. E io so qualcosa però che si impegna, non è un coso umano. Oh, adesso magari cade Moira, raga. Vediamo tutti. No, non cade. A 20 anni faccio Ok. gli artistiche acrobatiche su rotelle e pensi che io cado così. Adesso boom, come dentro al tombino. Adesso no, adesso vi devo far vedere Mauri che scavalca, aspetta. Guarda, 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 guarda. Oh, che dolore. Mauri, come va? Io ho Salto sentito le barche, tipo figurati. un rumore di palle rotte. Cioè, dai, non ci credo. Scusate, qui c'è un'apertura, scusami, qui c'è un'apertura, Thomas. C'è un'apertura lì? Sì. Io sto aprendo. Guardate che figo. Oddio, ecco dov'è. Ma no, ma ascolta, adesso qua davanti c'è aria. Guardate. È quello di prima, sì. Guardate. Lo vedete? Cioè. Vieni qua, Mauro, un attimo. Ragazzi, uno di voi può venire qui a dirmi se qua dentro c'è aria confermato sì o no? Non può essere, Mauro. No, non c'è aria. Vero? Come fa quella lì a muoversi così tanto? Thomas, tu senti aria qua dentro? Rubetta, sentite aria? No. Ecco. E quella si muove continuamente, come prima. È caldo. Ma tanto anche, guarda. Guardate, sono vicino. Non è possibile. Comunque vedo dove scavalco senza cadere. Ma neanche qui, guarda, non c'è aria. Cioè, guarda, guardate la diversità. Scusa, un attimo.
Ti voglio far vedere una roba. Guardate la diversità. Io adesso piombo i telefoni qui un attimo. Thomas, mi fate qua. Guardate un attimo. Quella... Non si muove, qua si muove. Aspettate che ve la faccio vedere bene. Guarda, guarda, non mette a fuoco neanche il telefono, guarda. È vero, non Adesso sì, l'ho fatto io. Guardate quella, Facciamogli vedere la diversità, Corbetta. Sì? Cioè, se qui c'è aria, si dovrebbe vedere, Sì. muoversi entrambe. D'accordo? Siamo d'accordo su questo? Guardate qua, Questa si muove. guardate. E non c'è aria, raga, perché noi siamo Prova a chiedere di muoverla un po' di più. Puoi muoverla un po' di più, per favore? Guarda, subito. Fagliela muovere ancora un po' di più. Puoi muoverla ancora? Un po' di più? Puoi alzarla a metà per cortesia? Cioè, pazzesco, Ci sta ragazze, provando. bravo. Bravissimo. Grazie riesci di a farlo un po' cuore. più? Ti sembra che dica di no? Con la coda, guarda. È pazzesco. Mauri con Thomas. Ma avete visto? Cioè, io vi rifaccio vedere. Corbetta, facciamogli vedere di nuovo là perché è troppo bello che venga improntato. Guardate Ferma, qua. guardate questa. Guardate. Guardate questa qua. Questa non si muove, la vedete? E sono a una... Guardate quanta distanza. Guardate, eccola qui. Mauri è pazzesco. Gli abbiamo chiesto di muoverla un po' di più. Puoi alzarla per cortesia un po' di più. Io sono Moira. Puoi portarla a alzarla il più possibile finché riesci, gentilmente. Guarda che veniamo in pace, non veniamo per disturbarvi. Se poi avete bisogno, noi ci siamo per aiutarvi. Se vi piace la luce, io ci sono, e anche loro per l'oscuro. Guarda, guarda. Hai capito? Guarda. Ah, devo fare il puzzle. Adesso andiamo di sopra. Ma è pazzesco. Oh, ringraziate la corvetta veramente perché la corvetta resta brava. Ha regalato un bel posto. A casissima, tra l'altro. Esatto, per te a casissima. Mauri a casissima, per lei a casa, non per noi. Allora, dove andiamo? E tu, cara entità, se vuoi seguici, che ci fai compagnia. Queste erano stanze? Finisce. Secondo voi erano stanze qua dentro? Forse tipo saloni ricreativi. No, erano stanze da letto che mi servono a me. Della servitù, ma noi dobbiamo Su andare... questo lato qua, Mauri, riesci a aprire questa? non so se è il secondo. Beh, ma è con... Non riesco a... Ah no, poi tironarla, prova Mauri, se si apre. Ah, ecco, bene. No, questo era un salone, quindi le stanze dovevano essere di sopra. Le stanze dovevano essere di sopra, secondo me. In un manicomio, Patrizia, un ex manicomio. Allora, qui ci sono stanze, ma non ha niente a che vedere. Io direi di provare di sopra. C'è una stanza che chiama, praticamente. È come se chiamasse, ma è una stanza. Non è qua. Però quello lì, guarda, continua, Avete visto? Continua. Guardate l'altra, è ferma immobile. Cioè, guardate. L'altra è ferma immobile. Il servizio rimarrà chiuso per motivi di trasporto. 2015. Sì, ma Amalia, io ti dico, non ho una brutta sensazione, però c'è qualcuno che di sopra ha bisogno. Ma sembra come se vuol dire qualcosa, guarda. Vedi? Ma stai cercando di comunicare con noi? Guarda, guarda. Ma avete visto come risponde? Tu sei ricoverato qui? Se sì, puoi muovere tanto la striscia lì di scotch. Guardate, sta rispondendo. Senza niente, senza strumenti, giusto? Si è aperta, si è mossa la porta bianca. Ma insomma, ma solo voi vedete le porte che si muovono. Ha fatto tipo un mini così, si è girata appena appena e poi si è fermata. Invece questo qua è tanta roba, eh. Bene. Proviamo ad andare su?
Comunque Mauri è impossibile perché qua non c'è aria, dovrebbero farli tutti e due, se ci fosse aria, giusto? Sì, dovrebbero Cioè, farli tutti e io due non per voglio forza. essere incoglionita, però scusate, cioè è impossibile, guardate quella là non si muove poco e niente, guarda. È questa, ma è di là, non entra aria, ragazzi. Se guardate le piante, guardate, sono tutte ferme le piante. Guarda che roba. Andiamo su. Vediamo dov'è. Allora, ovviamente devo abbassare tutto qua. Eh? Il piano è libero, puoi andare. Ok. Sì, ma magari se va avanti un uomo. Ho sentito un attimo tipo uno stridio. No, questo è un animale, dai, a posto. Mamma mia, ragazzi, i topi. Non chiamate i topi. Non chiamate i topi. Ma scusa, cioè, non ho capito. In tre là in fondo, io su da sola, ma com'è sta storia? Oh. Cioè io andavo avanti tranquilla, no? No, ma io vi giuro, guarda. Comunque a me boh, mi dà sensazione di tranquillità, però c'è una stanza. Arriva da là. Arriva da là, Mauri. Sì. Comunque giù erano già stanze. Di là c'è un'altra ala. Sì. Ci sono ancora le tende, hai visto? Sì. Bello comunque. Questo deve essere stato un salone. Questo doveva essere un salone, ragazzi. No, aveva le cose. Ok, Thomas, vuoi stare? Oh signor, no, no, ti prego. Cioè, ragazzi, no, vi prego. Guarda la scritta. Ditemi di no. Moira, guarda. Cioè, I love Sasha. ragazzi, io alle 3 dovrei essere qua dentro con loro. Che Dio ce la mandi buona. Dark, dove sei? Sempre qua, ci sono. Ma posso dire una cosa? In Vai. che cosa mi sono andata a cacciare stasera? 3 oscuri, io l'unica della luce e, visto? Non è vecchia questa Sarà vernice. fantastico, ho visto. No, guarda, comunque non è vecchia veramente la vernice, guarda. Non è da tanto. Si sente l'odore della vernice, poi sono stati da poco. Beh, scusate certi simboli, ma non è colpa mia. Sì, ci sono. C'è anche il simbolo del gatto. Guarda. Questa era la stanza numero 3. Mamma mia, ragazzi. Però io l'ho detto che c'era una stanza particolare dove c'è dentro un paziente ancora. In particolare che gli hanno fatto tanto del male. Però non lo sento qua. Mauri? Io non lo sento qua. E questo? È nuovo, raga. È un bagno, questo, sono Sì, bagni, è nuovo. Sì, effettivamente, proviamo ad andare Guarda le dentro. piastrelle. Occhio che se mollo. Ok, vai. Madonna Vai, mia. ce l'ho io questa. Questa tenete. E comunque la vernice senti. Senti la vernice. La sentite? Ma questo bagno non l'hanno rifatto da tanto, però. No, guarda. C'è anche ancora il bidone quasi in una polvere, quasi. Ma infatti, raga, questo non può essere vecchio. No, qua sì forse, ma là no. No. No, direi di andare di là, non c'è niente qua. Bello? No, qui non c'è niente. Ma non ci credo, ragazzi. Si apre solo da fuori. Io si caga in bordo. Cerchiamo un attimo la stanza, ragazzi, quella là. Dove c'è quello che dicevo.
Poi è la piantina, guardate, Guarda. è enorme. Sì, scusami. È enorme comunque. Boh, fatto corbetta. Ma qui c'erano stanze qui. Ma questo allora è lo stesso complesso che c'è. Queste erano delle stanze, però no, aspetta. Se era un manicomio, non potevano esserci rubinetti lavandini nella stanza. Dipende per cosa veniva usata questa. Ecco, perché sennò rischiano di farsi male. Quindi non sono stanze dove dormivano. Questa no. No. Però ha lo stesso nome. Però qui, La guardate, caschetta. qui probabilmente, perché qui c'era quello dell'ossigeno. Sei una testa di cazzo! Stiamo facendo gli scherzi. Cos'è stato? Ossigeno. Visto? Ossigeno. Quindi questi erano, li mettevano qua dei lettini. Sicuramente, perché guardate. Ossigeno. Grazie Dark, la sub. Tutte e due. Proviamo ad andare in là ragazzi che vediamo se troviamo, perché se ne abbiamo due da fare. Allora, torniamo di là Mauri, proviamo a vedere le stanze, perché io devo cercare questa stanza qua. C'è qua, ma non so dirti dove. Thomas, ti avviso che ho il crocefisso dentro. Ho il crocefisso dentro la maglia. Mauri, vuoi provare in quella stanza lì a vedere se c'è qualcosa? Non ti senti? Ok, perfetto, come me allora. Buona, buona. Tu Corbetta in quella stanza non sentivi niente, vero? Anche Corbetta non sentiva niente nella stanza. Corbetta, sentivi qualcosa nella stanza? No, io Ok. però da questo piano Perfetto. sentivo un po' di pesantezza. No, a me dà fastidio la polvere in gola. Un po' di pesantezza sì, però che mi abbia attirato qualche stanza no. Qui c'è un'altra piantina, ma non posso inquadrarvi. Aspetta. Comunque era una cooperativa. Era una cooperativa. Vai. Cioè, guardate. Ok, è enorme. Poi. Allora, questa sicuramente Mauri era una stanza, ragazzi. Perché hanno il lavandino queste? Però c'erano i campanelli. Quindi volete che provo, ragazzi, volete che provo a mettere almeno la spirit box sulla cassa? No. Secondo me, aspettatemi un attimo, che tra cellulare e tutto. Ehi, qua voi due, Dai, guarda qua. Allora, Roberta, metto questo già qua. Tieni questo, vediamo di preparare. Oggi pensavo che cadesse quello lì. Comunque per ogni buco c'è un numero. Quindi secondo me dovrebbero ristrutturarla. Per ogni buco c'è un numero. Adesso vediamo una cosa. L'RF cosa fa? Tu vuoi il K2 dietro, vero? Sì, ce l'ho in borsa, adesso lo tiro fuori. Io qua metto il grand pod, Ok. sposto le power là, non le lasciamo qua portata di mano con una. Senti qualcosa? Ok. È appena passato. Cosa? Ma solo io lo vedo? Sì. Ok, qua. Ci siamo. Però sai Ma cosa? c'è un volto, raga, guardate qua. Dov'è? Guarda qua. Mhm. È sul buco del muro. Aspetta un attimo, prendo questo. Lì. Allora, aspetta. Leggete, che è meglio. Leggete attentamente. È ricevuto. Ok. Perfetto. Io devo riuscire a mettere dentro questo, che è quello della. Non so. Non ho idea. Allora, aspettatemi un attimo. Moto. Ok. Un pochino di roba. Devo fare la roba. Devo staccare il power e mettere là un po' di posto, se no non risolvo niente. Aspetta, questo lo mettiamo dentro. Quindi
Bene. Ce n'è uno che è quello, arriviamo ragazzi un attimo solo che metto via due cose al sicuro, gli apparecchi, metto le pause nello zaino, così non vi ho problemi. Ma fa caldissimo qua dentro, come dire. Sì, molto. Fa davvero caldo. Stasera c'è troppo caldo, non è nella norma. C'è un sacco di... No, perché comunque prima non c'era tutto questo gran caldo. Non è nella norma. Prima si stava bene. Dove andare? Su? Ok. Noi vi aspettiamo qua. Dove? Vanno a vedere sopra se c'è qualcuno. Ok, meglio. Di vivo. Meglio. Ascolta, proviamo Senti, hai qui detto che intanto. arriva adesso loro si sono allontanati? Esatto, quindi direi poi di provare. Proviamo da qua. Tanto teniamo in mano la cosa. Sai cosa? Uno dei due c'ha. Aspettate ragazzi che adesso vi sistemo. Perché ho tutto impegnato. Raga, si sono allontanati loro due, è arrivato, Ok. abbiamo un freddo. Un freddo. Vedi perché ho dovuto togliere quello lì. Ma Ok? Dimmi. prima Thomas ha provato ad aprire questa porta, Mm. ma la maniglia era su. Adesso appoggiamo via. Thomas? Thomas, vieni qua un attimo. Quando hai provato a toccare quella maniglia lì, l'hai lasciata su però? Guarda adesso. Può essere perché però una cosa. Perché con gli anni le maniglie tendono la molla dentro ad andare via. Ok. Sì. Allora la tocchiamo e proviamo, vediamo se c'è qualcosa intanto. Tariamo come Mauri, così la settiamo, vedi? Esatto. Ce l'hai la foto così? Sì, me l'hanno fatta l'altra volta. Brava. Fatene un'altra fatta bene da vicino così. No, l'avevo fatta giusto A da posto? Sì. Ok. Quando siamo andati a... Adesso vediamo, attenta perché adesso... È un casino. adesso sì. E poi siamo noi due. Esatto, siamo noi due e poi tra l'altro... Ascolta Corbetta, ma se io Non ho questa capito la metto niente. qua, no? Se io questa la metto qua... C'è qualcosa? Hanno fatto il libro? Hanno bruciato un libro? Allora adesso possiamo prendere là. Allora, ci spostiamo verso dove ci hanno detto loro. Sì, l'importante è che mi lasciate una torcia sempre vicina per loro, poi vedono... Brava Corbetta. Ok, Quindi non questa stanza. guardate che la spirit box è attaccata, giusto? Sì. Tutto quanto. Ma su questa, raga? Allora Anime, se volete comunicare adesso è aperta. La spirit box è aperta per comunicare. Che puzza! Allora, qui c'è un libro che è stato fatto a brandelli. Ok, è attaccata alla spirit box, scusate. Ma cosa c'è là, Mauri? Qua. Cos'è, Mauri, questo? Venite qui un attimo con la torcia. Corbetta, vieni qui un attimo. Cos'è? Questo coso qua. Pezzo di stoffa? No, è un libro. No, non è un libro. È un pezzo di tipo un fiore. È un fiore. Rotto, vedete? Tipo rotto. E c'è una specchio di verità. Specchio. E anche Ecco. Tanto sta già, l'ho settata come te, Mauri. Ok. Uno a sinistra e due a destra, sotto. Non, C'è questo filo qua. non utilizzare. Vuoi dirci qualcosa? Sei tu che muovevi la striscia prima alla porta? Dillo bene. Te lo richiede Mauri. Chiedi se era lui giù alla striscia, Eri tu? alla porta. Puoi chiudere la porta del fermaio? Aspetta che mi metto qua che la vedono, se per caso ero qua. Spingila. Attenzione che Mauri inizia a concentrarsi. Muovi la porta. Mettiamo così. Lì. Ok. Iniziamo, detto. Qual è il tuo nome? Riesci a mettere quell'altro strumento come dice le frasi? Quella delle frasi? Ok. Sì, Mauri, c'è. Tanto.
Probabilmente vuole comunicare di più con quello. Allora ragazzi, un attimo che metto quello delle parole a Gostube, che forse ne arriviamo di più a capo, perché io sto cercando quella stanza. Mauri, questa è quella a pagamento, quindi hai 1000 parole. Lascia che ti mostri. Lascia che ti mostri. Sì, mostrami. Mostrami. Io cerco di tenerlo così perché si veda un po', ma è difficile. Sì, così si vede a tutte e due. Che vuoi mostrarmi? Ivan, si chiama Ivan. Ivan? Si chiama È un Ivan. bambino? È un bambino, Ivan? Teniamolo per noi qua davanti perché sennò facciamo fatica a leggere, Mauro. Meglio tenerlo qua per Sì. noi. Allora gli comunichiamo le parole. Ivan è un bambino? Dovrebbe partire perché ha 1000 parole e proprio. Mauri ti sta chiedendo se Ivan è un bambino o un adulto. Puoi farcelo sapere per cortesia. Ricordati che veniamo in pace, non veniamo per farti del male, né a te né agli altri anime qua dentro. Vogliamo solo capire se sei concorde a comunicare anche. Stalo. Spostalo, che cosa dobbiamo spostare? Quello in mezzo alla stanza? Non lo tocchiamo? Noi non tocchiamo niente. A meno che tu ci dica cosa è stato fatto qui. Shh, shh, shh. No, perché sta cercando di comunicare. Sì, ho fatto io, per dire. Come l'ha rifatto sotto? Possibile. È possibile? Fuori box e sentito. Hai copiato me? Mi hai imitato? No, non chiedete di salire ragazzi perché sale solo Dark sta qua stasera con noi finché può. Dopodiché non sale nessuno. Sei qua davanti alla porta, Ivan? Le Dark perché dovranno collaborare con noi, vero Mauri? Grazie. Figurati Dark. Dark su, se vedi qualcosa alla porta diccelo, quello che vedete. Assolutamente. Dark, dicono alla porta. Mauri, commenta dicono alla porta. Se c'è qualcosa, commenta appunto alla porta. Colo. Pericolo. Siamo in pericolo allora. Siamo da quello che dicono. Oh. Di cosa? C'è scritto pericolo, ragazzi. Dare. Salutare. Ci vuoi salutare a noi? O dice come dire andate via. Ma noi non andiamo via. No. Stanotte stiamo in compagnia con voi. Vogliamo cercare di comunicare con voi. Va bene per voi? Avete piacere? Sì. C'è qualcosa Però che è cambia. acceso perché lo vedo, no? No, io basta Cioè che ci ragazzi cambia. guardate, acceso, è rosso, Sto guardate. ingannando. Sì, guardate, guardate che è acceso, vedete? Sono i libri che... Esatto, i libri c'è qualcosa che non quadra. Che cosa è stato fatto qui dentro? Ce lo puoi dire per cortesia? Cerca di comunicare con noi. Non veniamo per farti del male e neanche per prendervi in giro, vero Mauri? Esatto. Noi veniamo apposta per aiutare le anime. Ardo. Oh, Ivan, Leonardo adesso. Leonardo. Ho detto che c'erano i bambini. Ha detto Leonardo. Guarda, Leonardo. Così lo riprendo anche. Allora,
Qui c'è un Ivan e un Leonardo, abbiamo capito bene? Attenzione che stanno... Ciao Elisa, stanno arrivando Thomas e Corbetta, se sentite rumori, noi ve lo diciamo. Il casino è loro, tranquilli. Chi è Leonardo? Secondo me erano due pazienti, uno dei due forse è quello che intendevo io, Mauri. Probabile, che ti ho detto da giù. Entrare. Non entrare. Dove non entrare? Che cosa ci stai suggerendo? C'è. Piace. Non entrare piace. Cosa potrebbe dire Mauri? Perché dici piace? Ti piace che siamo qui? Arrivo. Entra lì. Mauri va a vedere ragazzi, intanto ti dico le parole. Non entrare piace, ha detto. Mauri sta chiedendo se è sulle scale. Dove ti trovi? Puoi dircelo? Puoi dirci dove ti trovi per cortesia? Gentilmente. Mauri, sono uguali, vero, come sfocatura? Sì, sono guardati giusti, non... Lo dà molto... Eppure a me è entrato, non è quella gratuita, quindi... Prova a fare delle domande tu, che vediamo. No, che se va sulle scale. Hai sentito quello che ti ha chiesto Mauri? Puoi rispondere per cortesia? Ci puoi rispondere per cortesia? Sei sulle scale? Oppure io chissà perché qua sento una tranquillità, non percepisco pericolo ancora. No, ancora no. Beh, calcola che però siamo ancora nell'orario serale. Sono sicuro. Non sono sicuro. Tu non ti senti al sicuro? Sei tu in pericolo? Le parole che coincidono con che non si sente sicuro, tutto quanto. Lui ha paura di qualcosa, Mauri. Allora ha detto non mi sento sicuro. Sì, ma siete andati dal di fuori, no? Proviamo a spostarci, Mauri. Cos'è che ha detto? Allora ha C'è detto due Leonardo e nomi. Ivan. Leonardo e Ivan. Ok. Ha detto due nomi. Ok. Non entrare, Poi- pericolo. Pace. Non sono sicuro. E pace anche. Ok. Piace. Quindi ho detto se non sono sicuro se uno dei due si sente in pericolo o ha paura. Puoi rispondere a Mauri per cortesia? Are. Scavare. Scavare. Ma qui non possiamo scavare, sono tutti pavimenti. Sei tu che vuoi scavare? Infatti ha detto scavare e staremo a vedere. Però Angela è venuta forse perché dice fuori e la corvetta ha detto che fuori si sentiva. Esatto. Niente ragazzi, proviamo a fare una cosa. Adesso io scorrisco un attimo, giusto per... Pote. Nipote. Nipote. Leonardo e Ivan. O che sta dicendo che c'è suo nipote? Esatto, proviamo ad andare qui Mauri. Prendi sullo zaino della... se puoi Mauri. Vediamo. Aspettate che forse c'è qualcuno. Scusa, ma è... Destra. Grazie, dove ci sono? C'è qualcosa che si muove, ma non so che cazzo sia. Guarda che c'è una lucciola anche. C'è una lucciola là immersa. Ma guardate che c'è. Quella è un coso di lucciola, Mauri. Quella è una lucciola sembra. No, aspetta. È troppo grossa per essere una lucciola. Il movimento sembra quello delle lucciole. Perché al di fuori lì?
È sparito? È illuminato. No, eccolo, in mezzo ai cespugli. Capito bene. Non ho capito bene. Stiamo guardando cosa c'è lì fuori nei cespugli, ce lo sai dire, per favore? Adesso ho sentito qualcosa. Ma dai cespugli lì ho sentito. C'è qualcosa nei cespugli, ragazzi. È qualcosa o è qualcuno? Io non so se puntare con la torcia perché c'è qualcuno di là. Abbasso un attimo perché non vorrei che... Andiamoci dentro. Ho tirato via il volume. Aspetta. Aspettate ragazzi perché c'è qualcuno probabilmente che passa dietro. Ho dovuto togliere un attimo il volume. Andiamo interni, dentro. Ma noi andiamo dentro, però è meglio, no fuori. Sì. Mauri, come ladro non andresti bene? Ascolta, Corbetta, rientriamo dentro. Non stiamo. E se questi rientrano, qua sotto c'è la porta d'ingresso, non li sento più. E loro quanti sono? Più di 2. Comunque io non li sento più. No, è stato Mauri, ragazzi. Stiamo cercando di capire se c'è altra gente. Hai sentito? Io e te siamo al sicuro qua. Sì, siamo qui. Anche perché da qua vediamo se arriva qualcuno. Andiamo un attimo in stand-by ragazzi qua così perché Mauri e Thomas sono andati a controllare dentro. Ma io non ho capito se sono dentro la struttura o fuori. Io li sento in aria là. Ma di là ci sono queste delle case perché vedi che Comunque non ce ne andiamo da qua, No, non molliamo il posto No, fisso. no. Oh, scusalo. Ma guarda che non prova neanche a comunicare qua fuori. Tranquillo. Ci sono delle case tranquille di là. Sono quelli delle case. Allora, rientriamo. Sono abitazioni. Allora, rientriamo. Inizio a attivare ancora di nuovo questa. Andiamo. Di qua. Ok. Siete pronti? Allora, proviamo ad andare di qua. Puzza. Guarda, puzza. Ha detto puzza. Ha detto Oh. puzza. Ho sentito qualcuno sghignazzare nel corridoio. No, ho sentito che nel corridoio sghignazzare. Di là, di là, di là. Sì. Ci mettiamo in punto e continuiamo a fare l'indagine. Wow. Wow. Esatto. 3. Queste erano stanze, ragazzi. Sto provando a vedere se sento qualche sensazione qua. No. Non è qui la stanza che intendo. Ascolta, posso attivare adesso però? Qua dentro posso attivare la cosa adesso di nuovo, quella delle voci. Non capirai. Ha detto non capirai. Vabbè. Andiamo a cercare di andare dentro interno. Oh no, non ci credo, guarda il vetro. Ti serve andare su TikTok? Guardate, no, non ci credo, ragazzi.
No, questo è da ridere. Noi gli stiamo facendo pubblicità. Vi stiamo facendo pubblicità, eh. No, ma veramente famo. Uno di TikTok. No, dai, non ci credo. Ciao Teresa. Ora ritorna. Per favore ritorna, ha detto. Ma dove ritorna, scusami? Dov'è che vuoi che ritorniamo? Allora la stanza è di là, perché ha detto per favore... Nocchiarsi. No, noi non ci Inginocchiarsi. inginocchiamo qua sui vetri, te lo scordi. Inginocchiarsi, ritorna di là. Per favore ritorna. E poi adesso inginocchiarsi, non mi inginocchio. Proviamo qui per cortesia o da lì, una stanza. Prendiamo una stanza. No, bagni no, però prendiamo una stanza ragazzi, partiamo perché sono le 9 a fare sta indagine, 10. Qua. Nino. Giardino. Noi, ragazzi, hanno detto giardino. Allora, fermi un attimo, mi ascoltate. Siamo appena stati in giardino, giusto là, fuori in terrazzo, Sì. verso il giardino. E lui ha detto giardino. Ah, quindi dovremmo riavvicinarci alla stanza di prima, verso il Esatto. giardino. Comunque E dobbiamo farla lì. qui no, perché No. Là. inizia da qua lo vedi. Inizia la struttura di là. E quella là è l'Italia. Sì, è quella dove c'è il nome. Allora no, di là, come abbiamo detto. Quindi stiamo ritornando. Dov'è che vuoi che ci mettiamo? Fammi capire. Ragazzi, se ci mettessimo qua c'è tutto chiuso qui. Qui dentro. Qui io direi di provare. Perché? Io metto qui dentro e mi ha detto guarda perché? Fa la domanda perché? Perché mi attira questa stanza? No, qui direi di sì. Boia. Ah, cos'è? Hanno cercato di evadere? Cioè, guardate. Veramente? Ah sì, ha detto scavare prima. Bravo Mauro. Allora ragazzi, io direi di qua. Cosa dite? Qua proviamo. Però io volevo mettermi in un punto. Cosa dite qua in fondo che vediamo anche la porta? Scusami Thomas. Guarda, io mi appoggio qua. Sto cercando Thomas stasera. Allora, io direi di quadrarvi lì. E se passa qualcosa lo vediamo. Se passa qualcosa lo vediamo. Ha messo per forza. Adesso è appena... Ma scusate, voi È non passato l'avete- un orbs. No, è passato un'ombra qualcosa di là, l'avete visto anche voi? A me sembrava un orbs. Ditemi velocemente se l'avete visto anche voi. Si è sentito turrum. Profumo l'ha visto, anche lei passa qualcosa di là. Io no? No. Nonna, nipote, nonna, ci sta. E ha detto Ivan e Leonardo. Tutti l'hanno sentito, ma l'hanno visto la maggior parte di là. Io sotto il naso ho una puzza Anche terribile. io, infatti io ho detto puzza prima. Non so che cazzo sia. Allora, vediamo un po'. Puoi dirci qualcos'altro, per favore? No, perché qua non c'è niente di fare. Esatto. Che ha detto nipote, ha detto nonno e ha detto due nomi e di lì è appena passato qualcosa perché l'ho ripreso sia dalla tele qua, dal video che anche loro in live. Aspetta che leggo una roba. Nino. Anna, soltanto ha detto Io avevo una maschera da scheletro in faccia, giuro. Io quindi. no, scusa Thomas, puoi tornare un attimo davanti alla camera? Perché? Fai vedere la maschera? È lui quello che hai visto forse? Come? È lui quello dello scheletro. Aspetta, intendi, è passato poco È fa? sempre colpa tua per gli scheletri. Vabbè. E comunque l'ho filmato. Passa. Fermo.
Però questa porta qua è in vetro, quindi non si vede niente. Eccolo qua. Spacca la testa. Spiegate lo scheletro cosa c'entra. Guarda, Si vede da Dio questo. E raga, non c'è niente oltre la porta. adesso. Hai visto? Guarda che faccione. Noto. Non è noto. Non è noto. È di passaggio? Da dove cacchio è passato, raga? No, ascolta. Allora ragazzi, io voglio... Quello lì l'ho visto lo zaino, era qui raga. Ne voglio uno, te lo sei preso? Ne voglio Quello uno. lì, quando l'ho appoggiato lo zaino, giuro l'ho visto, era appoggiato qua. Ragazzi no, allora io Io sono... stavo spegnendo il capo 2. Allora, io sono sempre quella che dice le cose, ok? No, ma ti ho visto quella cosa. Però loro sono qua dietro di me tutti e tre. Ma quello è partito all'improvviso, sapete cos'è? Quello lì. È quello del Eccolo lì. Guarda questo. È quello del termo lì. Guardate che lo sta indicando Io ho la curvetta, appoggiato qui guardate. il mio Fagli zaino. vedere cos'è. Guardatelo qua. È quello lì del termo. Ed era appoggiato qua, raga, quando ho appoggiato lo zaino 2 secondi fa, Era Tiziano, un altro, 3 nomi. Leonardo, io e Tiziano. Sì. Ma guarda come si vede. Ma anche qui Mauro, guarda. Si riprende bene. Sì, adesso ci vuole silenzio perché dobbiamo fare una cosa fatta. Allora, comunica con noi. Tu che sei dietro la porta. Guardate, guardate, guarda. Ragazzi, non è la torcia che si... Guarda, io posso fare anche così. Si è aperta la porta? No, un'altra cosa anche, guardate il vetro. Voi lo vedete? Non è un effetto della torcia, ragazzi, giuro. È la tua scuola. Chi c'è dietro la porta? Tiziano è il tuo ultimo nome, no? Sei Tiziano? Tutti lo dicono, c'è un'ombra. Intuiscilo. Restituiscilo. Che cosa dobbiamo restituire? Aiutaci a capire. Grazie Simonetta per l'abbonamento, visto che ha fatto l'abbonamento per Simonetta. Io non ho capito ragazzi sinceramente cos'è. Avete sentito? Sì, può parlare. No, ma stiamo leggendo le parole, ragazzi. Restituisco, ha detto. Stiamo leggendo le parole. Però tra un po' mettiamo quella che parla, perché voglio che anche loro capiscano. Urca, ragazzi, non mette a fuoco il telefono sotto, io l'ho registrato, Davanti a te. Non ho toccato niente. Tiziano. Sei Tiziano? Guarda come si muove il telefono. Tiziano. Ragazzi, sto riprendendo tutto, si sta muovendo il telefono da solo, quello sotto. Guardate. Guarda l'ombra. Ma stai vedendo il telefono sotto? Sì, lo sto vedendo. Esci ora. No, ma ragazzi, ma... Esci dalla porta. Cioè, scusa, guarda. Sì. Guarda ora. Wow! Che emozione! Grazie, sei stato gentilissimo. Dark, ho registrato tutto. C'ho il telefono che non metteva a fuoco, quello vostro sì, quello sotto no. Sono in registrazione da un'ora, E vi dico che muoveva il telefono sotto, c'è anche un'Ilenia, potevano essere sì maschi e femmine sicuramente. Vabbè, sì, sicuramente. Allora, sono vari letti Iva, qua. Leonardo, Tiziano e Ilenia. Guarda i letti. C'erano dei letti qua, vero? Almeno 3. Ce lo confermi? 4 in questa stanza. 1, 2, 3, 4. Prima si è visto un viso, sì è vero, confermiamo che noi l'abbiamo visto nella porta. Ah, preciso una cosa, che Dark è su con noi perché sarà ospite da noi. Grazie Elisa. Perché comunque ospite, no scusate, ritiro proprio la parola ospite, ho detto una cazzata.
Sarà un altro dei team che collabora con noi e noi con loro. Silenzio, a lui bisogna fare silenzio tutti. Probabilmente vuole dire qualcosa. Ha detto silenzio. Però hai ragione. Sì, sì, è ancora qua, ragazzi. È ancora qua. Non se ne va da qui. Ci vuoi dire qualcos'altro? Per farci capire? Sì, a volte leggermente sfocato. Sono perso. Mi sono perso. Dove devi andare? A me che la macchina nera fuori dalla porta. Macchina nera. Tu la vedi? Molto. Sepolto. Oh, ma Scavone sepolto. Ha detto sepolto. In giardino, eh? Ma sei in giardino o nella chiesa? Però non avevi ragione, va bene anche questa. Ah, sì. Molto. Tutto alla sinistra. Ascolta, se siamo con un po' io appoggio lo zaino a terra, ragazzi, perché mi sta Appoggialo disfando la intanto, guarda, schiena. abbiamo provato qua dietro. No, ragazzi, perché mi sta disfando tutta la schiena. Io, essendo stata operata lì... No, appoggia. Oh. Ma se mettessimo il REM pod, Ho il campo 2 se vuoi già in tasca. lo mettiamo lì in centro, prova a metterlo in centro. Vai circa dove c'è quella pietra là, in modo che siamo a 3 metri di distanza circa. Brava, Corbetta, sì, sì. Anche l'altra, guarda, l'altra pietra là. Vedi più la tua sinistra. Si vede se lo lascio così? Sì, 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 perfetto. Così va bene, anche così si vede, si illumina. Sciolto. Cosa intendi per sciolto? Avete sentito? Sciolto di notte e c'è stato tutto. È da prima che continuano ad esserci dei tuffi. Chi è che sta battendo, anime? C'è un paziente? O più di uno? No, stiamo aspettando proprio perché è lui che deve decidere quando vuole che avanziamo, secondo me. Giusto, ragazzi? Sì, ecco. Adesso andiamo su a vedere tra poco. Prigione. Potrebbe essere infatti perché erano chiusi qua, non potevano uscire. Quindi avete sentito questa simpaticissima è molto vicino. È molto vicino. Allora Luciano dalle 20. Ma tanto andiamo tutte gocciolare. Guardate anche. Ma sono tanti. È malissimo. Aspetta, stiamo fermi in silenzio. Thomas, vieni qua.
troppo vicino, fermati. Fermati immobile che vediamo un attimo. Qualcuno c'è. Devo fare. Ascolta, io tolgo un attimo la massa. Per me è fuori, ragazzi, è fuori. Avete sentito? No, ed è il secondo. Aspettate. Fermi, immobili. Che cosa che ci siamo? L'ho registrato. Ancora, dobbiamo aspettare. Contate a che distanza. Fate 1, 2, a mente. Bravo. 9 secondi. Conta quanti secondi. Aspettate che stiamo sentendo la porta vetro che si muove. Quanto? 15, 16. 11, si sta allontanando. Bene. Mauri, aspettiamo che guardiamo che distanza sono i botti. Occhio che stai rubando lui. Tieni sempre controllate i secondi. Buonasera Giovanna. Bevi normale, Mauro non sta fatto. Di nuovo appena fatto. Quanti secondi da adesso? Vediamo. Non ce n'è appena stato uno, Ok. 56. No, conta ogni volta i secondi di nuovo. Ma devo fare conto veloce da 1 a 10, 9, 11. Capito? Devo vedere. Adesso prima si ferma Mauri, ascoltiamo bene. È meglio che un maschio stia qua con me, un maschio con me. Quindi contano ogni conto da 0 a poi ogni volta. Quando lo fa, mi dice ad alta voce un attimo i secondi. Allora anche per i video, per voi in live, ascoltiamo ogni quanto c'è questo botto, perché è ripetitivo. Però è random. Sembrerebbe fermo adesso. No, è random, perché prima erano 9 secondi, poi 11, poi 8, poi altri 12, poi 7, capito? Sbalza. Okay. Eccolo, adesso sentiamo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di nuovo. 1, 2, Tenete in mente 11 secondi. 4, 5, 6, 7, Eccolo di nuovo. 7, perché più sono meno sono i secondi, più si avvicina. Ripartiamo. 3, 2, 3, 4. E di nuovo. 3, 4, siamo a 4. 3, 5, siamo a 4, 5, qua vicino. È qua vicino Thomas, per forza. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5. Eccolo. Oh, c'è la porta vetro che lo sentite voi in live che i vetri tremano.
Ditemi sì o no. Dark, tu lo senti i vetri che tremano e il botto ogni tanto, ogni tot? Sì, 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 sì. Ok. Esatto, lui ha un orologio militare al polso, Dark, quindi, ragazzi, secondi tutto. Lui sta contando i secondi di nuovo ogni volta che sentiamo il tonfo. Adesso appena loro arrivano qua, si mettono immobili qua, come noi, zitti immobili e proviamo di nuovo a prendere il tempo. Tutto a posto? Ok, adesso vi chiediamo una cortesia tutti e due, come noi. Fermi tutti. Toma sottovoce conta la distanza di questo botto che continuiamo a sentire. Sono fuochi? Sì, sono tipo dei fuochi. Allora è nulla, è nulla. Perché No, eravamo perché fuori. insomma, Perché eravamo fuori e si sentivano tipo i fuochi in lontananza. l'importante è che abbiate scoperto che sono fuochi, non sono... Quindi siamo a posto. Cioè, avete visto Dark, che tornano indietro, vanno contro, tornano indietro e ci dicono la verità su quello che c'è. Noi vi diciamo solo, se come adesso è stato, pensavamo così e poi non era così, ve lo diciamo. Stessa cosa per la verità. Esatto. A posto. Possiamo spostarci, prendi il K2, proviamo ad andare su Mauro. Prima siete andati, no? No, abbiamo Ah, ok. Quindi dopo voi due aspettate all'ingresso un attimo. No, all'inizio qua nel corridoio voi salite. Così non... Così abbiamo un piano più. Voi andate nel corridoio di sopra e ci chiamate se è tutto ok. E noi ci fermiamo all'inizio della scala, va bene Corbetta? Va bene, va bene. Ah, Dark, prima lei praticamente si è sentita tirare lo zaino indietro. Sì, No, ma scusate, ma Ah, c'era sì, quello ma lì l'ho in detto. fuori prima? sì, sì. Sicuri? Ah, ok. Sì, perché prima mi stavo impigliando con lo Ho detto, zaino. ma che è? No, Cioè, guardate. Bravo. No, Mi hai veramente. salvato. Guardate. Pazzesco. Non so come lo ripiglio. Di qua c'è l'odore puzza. Ma forte Mm. anche, C'è tanta puzza. E qui c'è solo una stanza. Sono i botti dei fuochi artifici questo, ragazzo. Quindi, niente. A posto. Ma che spruzzate qua? Ma che puzza, ragazzi. di cadavere. No, però è nauseabondo. È nauseabondo. Ho quella scatola lì prima l'abbiamo vista. Allora, le scale sono qua. Noi ci mettiamo di qua. Così, Corbetta, proviamo qua davanti alla porta. Io e te stiamo qua. Tipo qua. Sì, Così. vediamo tutto. Allora, ragazzi, noi teniamo inquadrato qui un attimo, ok? Qui, dove sono saliti loro? Noi facciamo luce. Se vuoi metterlo a metà scala, intanto così facciamo la prova anche andando su. Dopo tiro fuori il RAM pod e tutto, ce l'ho qua, ragazzi. È solo perché voglio vedere se c'è qualcosa. Corvetta poi... No, guarda, non influisce. No. Però... Guarda. Attenta. È di sopra. È andato fino a lì. Aspetta. Guarda. Puoi farlo illuminare di più per cortesia se sei sulle scale? Mettici più impegno. Puoi prendere energia dagli apparecchi. Non dai telefoni, grazie. 76 e 69 ci siamo. Ho ancora le power, vero? Quindi... È la prima volta che si illumina. No, nella stanza no. E qui siamo confermi che siamo a più di 2 metri. Sì, sì. Beh, raga, guardate, se volete faccio... Guardate, 4, 5, 6, 7. quindi siamo sui 2 metri di distanza. Sono 7 scalini di distanza. Esatto. Questo è stato il mio stomaco, ragazzi. No, perdonatemi, ma siccome che io devo mangiare a ore, come vi avevo detto, e a colpi allo stomaco che purtroppo non ci posso fare niente. Guardate, cioè noi siamo qua nel Del nulla. Se qualcuno scappa, ma pure siamo ci- tranquille, eh? Se qualcuno scappa ci porta via con Io lui. comunque non sento cattività o negatività. Io prima, o quando eravamo nell'altra stanza, A proposito, la corvetta ha fatto... Madò, guarda! mi faceva un arancio. odore sotto il naso, mi veniva fin da vomitare, è stata avanti un pezzo a sventolarmi il naso. Non so perché mi faceva una puzza. Guardate che noi siamo qua, cioè da sola, adesso vi faccio vedere perché veramente, È il guardate. nulla platonico. Guardate, Guarda, loro sono di sopra. tutto fino all'arancione quando ti Ecco, sei girata. guardate. Vedete? Siamo da soli. E di lì, guardate,
è l'entrata del corridoio. Quindi i due uomini ci hanno abbandonato scostumati. Che scostumati di uomini. Dark, io l'ho sempre trovato detto, le qualcuno donne scomodo. sono più forti. Ci sta. Ci sta. Coraggiose, coraggiose. Ma sinceramente non abbiamo paura noi qua, eh? Ti dico la verità, No, no, ma guarda. si vede. L'unica, Vedi fra che siete virgolette, l'unica, C'è fra pace. virgolette, paura che ho io è che ci sia qualcuno che tipo sbuca, perché No, io ho paura dopo più che altro passarmi nell'erba che non vada giù in qualche c'è buco. qualcuno che conosce la struttura se viene qua a dormire, quindi ci frega, cioè si nasconde dove Ma, vuole. ma qua no, perché qua non ho Qua fatto bene no. i conti. Ma se arriva da qua dietro adesso? E noi chiamiamo subito Mauri. La senti un po' d'arietta fredda qua? Se Anche prima tu l'hai arriva detto. da là, se ogni volta che loro si allontanano c'è aria fredda, come se ci volessero divisi. Ci stanno osservando, secondo me. Guarda, guarda. Sei tu che tocchi K2? Ah, sei appena passato. Cavoli, perché non sono riuscita? Madonna santa benedetta. Secondo me si è vista perché è passata di riflesso qui. Spero, perché Quindi non... secondo me si è vista. Ma guarda che sembra che faccia meno luce. Sì che è forte sta torcia, ragazzi, guardate. Io la mia non ce l'ho neanche, ce l'ha Thomas. Ma per dire, ma guarda quanta luce che fa. Sì. Cioè, voglio dire. Aspetta che controllo anche giù, eh. Per il momento non ci attaccano, però calcoliamo che siamo alle 22:18. Però prima, ti giuro, mi ha fatto una puzza sotto il naso. Mi stavo piegando dallo sforzo. Mi Sì, sono hanno detto, sforzata confermano tanto. che è passata un'ombra. Mi sono sforzata tanto per non vomitare. Allora, che fare? Grazie, Biancaneve. Guarda, la finestra è passata. Oh, ma tu, questa non vado a vederle, solo io. Stai venendo sulla scala? Se sì, puoi farlo. Guarda. Sei sulla scala? Lo fai arrivare al rosso, per favore? No, questo è... Questi no, sono i fermi, ragazzi sono i sopra. ragazzi di sopra, io ve lo dico. Perché, ripeto, a noi non piace dire una roba per un'altra o dire, guarda, senti, no. No, No, no. facciamo le serie, noi come sempre. C'è un'ombra dietro di me. Dopo, no, io non sento, non vedo niente. Boh. È tipo qua. Comunque noi, no, guarda, guarda, era il no, riflesso. stai tranquilla. Comunque noi non sentiamo la sensazione di pericolo qua. Siamo No, vi tranquillissimi. ripeto, l'unico pericolo è dei vivi, non dei morti. Esatto. Puoi toccarlo e farlo arrivare fino al rosso, per cortesia, se sei sulla scala? Sono loro, si Sì, sente sono dai sempre passi. loro questi. Possiamo salire? Ti giuro che se vengono fuori di qua gli tiro un occhio. Questo non era, Madonna. questo non era da sopra, però. Ragazzi, dove siete? Raga? Oh ragazzi, vieni qua con Retta. Secondo me ci fanno qualche scherzo. Puoi vedere Dark? No. No, sono... Ma chi era di Milano? No, raga. No, venite giù subito. Dark. Perché c'è stato un rumore di persona umana dietro di noi. No, non si sa bene. Secondo me sì. No, no, ragazzi, fermi, non si sa bene se è umano o no. Si è sentito da qua e noi pensavamo foste voi che avevate trovato un Stavo dicendo, stavo per dire... Ad essere dietro di voi, se era Infatti, io stavo per dire ad Arca anche, guardate che non... Cioè, pure ci faranno uno scherzo. Invece erano di sopra, Pensavamo avete aveste visto? trovato un altro paio di scale per farci degli No, scherzi. veramente. No, ma ascoltate, è stato 2 minuti fa, non può essere loro, stavano scendendo da di Non sopra. potevano essere loro. Scusatemi un attimo, noi 2 minuti fa eravamo nel fondo. È arrivato da qua. Guardate il K2 come si è messo tranquillo quando siete passati voi. Adesso no. Loro se ne vanno E e torna. Guarda! Ciao, questo può stare con noi. Ma tu sei tranquillo con noi perché senti che che io sono della luce e lei dell'oscuro? Adesso rosso del Secondo me pacca, perché sta attenta, eh. Vuoi comunicare solo con i due? Vuoi che Corbetta si metta sulle scale? Vediamo questa cosa dice. Sì, aspetta, mi siedo. Si siede porta via quella roba lì, eh. La appoggio lì. Ragazzi, c'è la tavola vicino a me, no? Il rosso? Vuoi provare? Però vai là, ti allontani da me. Te ne vai lì, con lei. Via, vai in castigo con lei, va. Va sulla scala con lei, fai il libero rosso. Dai! Non c'è niente, però non sento. Noi sì.
Perché abbiamo sentito quando voi scendevate, pensavamo che foste arrivati da di là. Ma- Mentre Però scendavate, il problema è uno che comunque la scala è questa principalmente. cioè, guarda, Corbetta, confermi che non hai nessun cellulare dietro lì, vero? Ecco. E il fattore più strano no, era che comunque un ospedale Io ho anche un psichiatrico. orologio ma non è collegato al telefono. Ma si è sentito comunque anche No, la registrazione ma c'è. un'osservazione mia, un ospedale psichiatrico in teoria quando dovrebbe avere le reti per non far buttare giù. Non lo so perché in un ospedale psichiatrico si è fatto accompagnare uno che era in carcere e si è buttato dalla rampa di scale. Però non Per so quello- quale manicomio, non ho l'idea. Per Allora, quello- Corbetta, prova a fare una domanda che vediamo. Mauri adesso prova a prendere il microfono. Ti puoi sedere qui vicino a me sulla scala? Io ti strano. Non ti, Beh, ma Pizzerlo va bene, a me non mi fa paura. non ti faccio niente. Ma siamo sicuri? Avete sentito anche voi? Sì. È dietro. Te l'ho detto che io 2 minuti fa l'abbiamo sentito prima, 2 minuti prima che scendeste. Che io stavo dicendo a Corbetta, vuoi vedere che ci viene uno da dietro e ci fa uno scherzo? Siediti vicino a questo strumento. Io non posso essere perché guarda, Rosario non tocco la porta. Più che altro scherzo se l'avremmo fatto fuori. No, anche magari. perché io veramente dico, Cioè, l'avremmo fatto magari fuori quando stavamo sì, uscendo, più innocui, prima di no, entrare. scherzi. Non qua. Ti dà fastidio la pila così, Corbetta, perché non so come tenertela per far vedere che sei lì. Chissà perché la Corbetta Mauri nei video nostri c'è sempre lei come cavia. Che puzza di nuovo. Tappate il naso. Dark, tappate il naso. Si rivela lei. Giusto. Sta zitta, rivelando tappate lei. il naso che devi fare da cavia. Faremo fare da cavia la Corbetta. Si rivela a lei, perché io non Ancora. sento nulla. Di sopra, vero? Ragazzi, anche quando eravate su voi però capivamo se erano i vostri passatori. L'hai sentita anche tu? Un lampo? È stato un flash fuori. Beh, fuori può essere un contemporaneo oppure i fuochi. Se vuoi sì, c'è qualcosa. Da dietro. Sei vicino alla Corbetta. Oh, ma questa è accesa, guarda che si rifiutano, Ah sì. Cioè, ragazzi, io adesso voglio farvi vedere una roba, guardate. Vedete che è accesa? La vedete il pulsante? Faccio vedere anche nel video. Eppure non sta comunicando. Puoi dirci se sei lì dove c'è la corvetta? Attenzione che ho attivato la cassa di nuovo, ok? No, che non vi spaventate. I tonfi che sentite sono i botti, fuori, i fuochi. Sono i fuochi. No, sono i fuochi questi. Sei sulla scala con Corbetta? Falso. Come falso? Allora non è... Hai detto falso. Ah no, io avevo capito male. Quindi non è allora tuoni, cioè non è i fuochi artificio allora. Lui dice falso. Che freddo, raga. Perché dici falso? Questo non è un po', mi sa. Insomma, per me non sono fuochi questi qua. Prima quando siamo andati fuori. Ascolta, Mauri, provate ad andare fuori da una di quelle porte e vedere se c'hai fuochi, perché almeno ci togliamo ogni dubbio. Si sentivano proprio i fuochi. Ho mosso io il cellulare qui, ragazzi. Non so chi... Aspetta, Corbetta, che li ringraziamo un attimo. Mi fa malissimo. Paolina, grazie Paolina, tesoro. Allora, ragazzi, punire. Mi hai toccato la schiena. Non toccare la corvetta, però, per Sei tu che mi favore. hai toccato la schiena? Ma senti ancora? Sei attaccato alla... Sei vicino alla corvetta? Io ti giuro lo sento tipo qui. Tu ferma, non preoccuparti, ci sono io qua. No, io sono tranquilla. Bene. Sei vicino alla corvetta? Ascolta, io proverei a attivare quella che parla l'altra, Prova. la Vox, perché a casa tua la Vox confermi che funzionava da Dio. Madonna, da Dio proprio. E se la sappiamo chi c'è. Adesso io vorrei capire, scusate ragazzi, ma io adesso rimetto la Vox, perché voglio vedere, è tarata, guardate, è accesa, Faccio vedere anche nel video. Ma perché puzza così tanto? Scusami se ti ho lasciato un attimo.
Al buio. Puoi comunicare con questa per cortesia? Qui dovresti riuscire a parlare. Passato lì. Passato lì, Passato lì, sì. ha detto. Sei qui, sei tu dietro di me, vero? Corbetta, io devo mettere via un attimo questo qua dentro qua. Vai, vai. Scusami se ti cerco di lasciarti la luce. No, no, lontano, tranquilla, tranquilla. No, perché va bene che ti sei dell'oscuro, non ti cresti mille perché. Però, sa mai. Sono abbastanza tranquilla. Se ti senti, dimmelo, Capito, Corbetta? Dici, siamo qua. Parla bene. Sono io. Chi sei tu? Almeno ne capiamo qualcosa di più, Corbetta. Chi sei? Questi è Thomas e Mauri che tornano, I passi che sentite. Che brutta luce. Sono lampi, ha detto Mauri, quindi confermiamo che i botti potrebbero essere lampi tuoni. Tutto ok? Rotta? Ha detto rotta, vero? Corbetta? Niente trans. Corbetta? Ehi, guardami. Devi memorizzare la mia voce. Corbetta? Memorizza la mia voce, Corbetta. Guardami. Ho detto guardami. Corbetta. Così non andrà bene, Mettimi la croce. Ehi, guarda la croce. Qua. Guardami. Guardami. No, niente. Ok, è a posto, ferma. Scusami, non potrei potuto farlo. Stavi andando troppo in trance. Per gli russi. Santo Dio, Corbetta, ti ho detto 1000 volte, guardami. Tu devi memorizzare la voce. Forse è facile. No, è facile. In che senso? Non dico a te, dicevo a Corbetta. E mi ha scampata. No, ce ne ho due che vanno in trans qua. Uno è Mauri e l'altro è Corbetta. Quindi siamo a posto, mi e Thomas. Vero Thomas? Se non fa Mauri so come comportarmi, so fa Corvetta, La Corbetta deve memorizzare la mia voce. più che altro non so. Però, dove- come ti ho messo il crocefisso davanti, ti sei ripresa. Sì, perché ti hai spostato? Era qui. Comunque tu non devi andare a prendere la Corbetta, ok? Da qui a lì. Sta buono. Ma non ho capito cosa mi stava Nessuna connessione, dice com'è possibile, Mauri? C'ho linea piena, com'è possibile? Non lo so. Ragazzi, voi sentite bene? Mi stava facendo vedere qualcosa, ma non ho capito cosa. Adesso tocca Sì, funziona tutto. a te, Moira Cioè, e vedete le Thomas. scale che andavano su? A far che tocca a me, Mauri, Ti a facevano vedere le me scale di legno che andavano e su? Thomas. Scale, sì. Genesa, Sì. Su, ci sono le scale di legno. a Mauri e Thomas, a Moira e Thomas. Su uno spiazzo. Mhm. Allora era lì. Il tetto ci sono due scale che vanno su e una è di legno. Ecco allora cos'era quella roba là. Quando siamo andati su 8, il lavandino. Cosa c'entrano le scale in legno? Memorizza la voce, Piangevo sulle scale in legno. Piangevi sulle scale in legno? Dopo passo il filtro. Non lo so. Dimmi. Dopo passo il filtro, non lo so. E di nuovo. No. Appena detto no. Non eri tu? Qualcuno ce l'ha là vicino però, perché guarda. Cioè, Di nuovo. Perché non toccare Corvetta, chiaro? Non provarci. Volete che proviamo a fare la scrittura automatica Corvetta? Te la senti? Prendile. Adesso ne vediamo delle belle, ragazzi. Ovviamente avrò il culo bianco. E vabbè, stesso. Entrate nella mano. Ma Thomas, quando vai vicino a Corvetta, Sì. un attimo finché... No, io ho finito. No, tu vai vicino a lei, con la torcia gli punti dove scrive, perché lei non ti vedrà. Ok. Quando vedi che sta per finire il foglio, glielo giri. Ok. No, spina poi ce l'ho io, guarda. Sì, perché sennò non vedi. Appunto. Non vedi cosa scrive. Vai tu, Mauri. No, Vai tu vicino a lei. Sì, sì, non è un problema. Scusate che devo cercare la papera. Basta che andate uno dei due là vicino a lei. E io vi guardo da qui, che se c'è qualcosa ve lo dico. Urca. Fino al rosso.
Thomas, se dice qualcosa, tu continua a guardarla, io lo riprendo se fa qualche cavolata. Perché potrebbe essere che fa qualche cavolata come l'altra volta là, al transito. Forse è meglio Mauri, tu ti metti qua e io mi metto di là. Occhio. Vai, no, non vado al bordo. Dimmi tutto quello che scrive Mauri, capito Thomas? Ci siamo un po' di Io mi metto qua, Mauri sa che devo vedere. Osservatela bene che ha gli occhi chiusi, Tutto quello che scriverà lei non lo vede. Quanti siete qui? Pardon, no, bello. Pesante. Dimmi quanti siete qui. Entra in connessione con me e Corbetta, come hai fatto al transito. 12. 12. Mancano dei nomi, scrivili. Dammi i nomi. Ivan, Leonardo. Dimmi i nomi, Thomas. Scrivo alcune lettere talmente attaccate che non riesci a capirle. Cerca di scrivere bene. L'unico che si legge bene è Davide, c'è scritto. Davide. Davide c'entra con lei. Anna. Davide, Anna. 2 volte Anna. Sono 2 anni allora, ok. Ci sono dei maschi qui? Luca, mi sembra. E uno scarabocchio. Voglio capire, ci sono dei maschi qui? Scrivi. Non ci capisco. Ci capisci bene invece? Luca di nuovo. Ok. Mi ha toccato il fianco dietro. Alberto. Ok. Ripeti. Sta scarabocchiando. Fermati. Ho detto fermati, devi seguire me. Sai che io sono connessa con la corbetta. Fermati. Dimmi perché prima hai detto pericolo. Avanti. Tua. Io cosa? Sono un Sei un paziente? pericolo. Io sono un pericolo. Tu sei un pericolo Io- perché sei arrabbiato? C'è scritto Cuz. Io sono un pericolo qui. Ok. Sei in pericolo qui? Un pericolo qui, ok. Come se lui fosse pericoloso. Ok, guardate che ho il funghetto acceso, se vedete il fumo è mio, non vi preoccupate. Allora, voglio capire, è già 2 volte che scrivi che tu sei un pericolo. Cosa vuoi fare? Mi sa che c'è un 57 anche. Che c'è? Un 57. 57 erano gli anni tuoi? Sì. Ok. Tu sei legato qua perché ti hanno fatto tanto del male? Sì. Ok, ti hanno torturato? Sì. C'era l'elettroshock? Sì. Hai avuto la logopedia, come si chiamava? Aiutatemi subito, logo, quello che facevano, logo? Logopuntura. No, lobo... Non me lo ricordo. Dark, ti ricordi com'era quella cosa che facevano agli occhi? Il lobo? No. L'ha detto. Cosa che ha detto? Lobo, l'ha detto... Lobotomia. Logo... Fermo, calma. No, zitto. Chi è questo che parla nella cassa? Lobotomizzazione. Quindi lobo? Cos'era Mauri, lobo? Lobotomizzazione. Quindi logotobia. Logotobia. Lobotomizzazione. Ok. Tu hai subito quella cosa lì? Della lobo? Diciamola così abbreviata. perché- Soffrire. Sì, perché veniva fatta senza anestesia quella cosa lì, vero?
Quindi ti hanno puoi andare Thomas. Allora, sono qua io, sei contento? Scrivi se sei contento in qualche punto. Che siamo qui ad aiutarti, sei contento? Sì, ha detto. Torna. Allora aspettami un attimo, non scrivere, fermati. Dimmi in che stanza dobbiamo tornare, dammi un numero. Su io non sono ancora venuta. Hai bisogno di aiuto da me, Mauri? Dimmi sì o no. Io voglio lei torniamo al discorso dell'altra volta, quindi ho capito che sei. No. A posto? NO e non t'azzardare. È quello dell'altra volta, la persona in questione. Girati. Oh, pure te. Thomas, mi raccomando i telefoni. Ah, ci sono io qua. Mauri sta andando in No, stazione. guarda gli occhi chiusi. Mauri, anche tu. Ne abbiamo uno già qua di casi, eh? So, fa lui, so come gestirli io. Però Thomas, mettiti vicino ai telefoni. Conosco io. Posso te? Una è tornata, ragazzi, adesso c'è l'altro. Tu stai fermo, metti. Chi hai? Preparati un attimo, per favore, Corbetta, guardami. Metti tutte le cose, preparati un attimo, perché c'è visto. Che lo tieni vicino, se no mi stai presente, dimmi con me. Alzati piano, attaccati la riviera. Guarda la serie. Cosa vedi? Ecco, Faccio? aspetta. Il mio orologio. Sta bene? Sì. Ecco, questo in giù. Che hai Ascolta, visto? stai attento adesso, attaccati Che hai perché visto? non hai perso le Ah, cose. che hai visto? No, era per lei. Ah, A posto? sì. Posso ritornare? Falso? Bene. Ha Devo successo ritornare- l'allarme. Grazie a Dio, ragazzi. Devo ritornare a scrivere? No, direi di Ci sono aspettare un nomi che attimo. iscritti, Sta proprio per graffiare. Andiamo su intanto, perché ha detto su. Sta per graffiare. Stava per graffiare? Andiamo bene. Un attimo, ragazzi, che andiamo su. Allora, a livello di stanchezza, qui non c'è nessuno ancora stanco, vero? Siamo tutti belli attivi, giusto? No, siamo tutti belli attivi, giusto? Boh. Guardate, guardate. Beh, non è che perché mi sono avvicinato un attimo io. Appena appena. Sì, ma lei può riposarsi. Comunque, volevo dire che se sei in live, che io ho forte sospetto di sì, e non puoi avvicinarti a lei. Mi dispiace dirtelo, ma lei quando è con me adesso è connessa con me. Confermi, Corbetta? Corbetta, confermi che non hai più quel coso lì? No, ha detto un attimo che si riprende perché ragazzi, guardate, non è uno scherzo, guardate. Scusami Mauri, non volevo rubarti. Posto? Sei a posto? Ti veniva da piangere? No, allora non la inquadriamo, dai ragazzi, perché gli viene da piangere, Dark. No. C'è qualcosa che l'ha turbata. Ma noi sappiamo come fare in quel caso, giusto? A posto? Ripigli a te, donna. Su. Avanti. Andiamo su. Io cosa? Hai sentito Mauri che ha detto io? Lo prendi tu, Mauri? Puoi prendere tu, ecco così. Andiamo su. Stiamo salendo, da te. Te lo dico. Wow. Fa? Cosa ci fa quella pietra lì? Hai visto, Mauri? Perché c'è due pietre che manca appena? Wow. Mauri, è di qua? Osti. Ritorna adesso. Di là? C'è stato un rumore di una porta che si è aperta e chiusa. Dove? È stato un po' giù. Sì. Ma come una porta? Come questa tipo? Una cosa del genere. Noi ci mettiamo qua, Corbetta. Vediamo qua. Ok. Che urli?
Come mai che urli così? Dillo. Bello quel cavo in mezzo. Simpatico. Esatto. Ci dobbiamo guardare le spalle noi. Cazzo, siamo in mezzo al nulla. Esatto, Io mi cioè metterei qui guardate. dalla scala, che almeno dobbiamo solo guardare avanti. Sì, ma tu ti metti. No, aspetta, però qua. Io mi metto No, ha detto. Però Corbetta, io direi di star qui, che puntiamo di là se c'è qualcosa. ma io da qua vedo di là, ad esempio. Ok. Guarda. Ma sei vicino a me ai telefoni è qua. Corbetta, prova a metterlo là. In mezzo al corridoio. Ce la fai? Sì. Vai in mezzo al corridoio un attimo, prova a metterlo là. Sto ancora tremando. No, no, vai tranquilla, sono io qua. Non succede niente. Ok, vai. Mettilo lì e vediamo. Adesso abbassiamo un po' questo, così lo vedono anche loro. Ok? E là. Eccolo lì. Perché urli? Qual è il tuo problema che urli? Dimmi. È stata tu adesso, vero? Sì. Allora, mi fai illuminare di nuovo quello strumento, per favore? Ma io ho capito di cosa è successo a te. E non può farlo. È finito il divertimento. Mauri l'ho bloccato. L'ho proprio schermato. Comunque è finito il divertimento, vedi? Mhm. Non sei più il suo giochino. No, Fine giochino. per ora. Per ora sì. Allora, vuoi farmi. Ecco, bravo. Puoi farlo un po' di più? Se sei lì nel corridoio, ce lo illumini un po' di più per cortesia? Dai, bravo. Ancora. Vai. Forza. Vuoi un altro giochino? Se sì lo devi far arrivare al rosso, se no non lo tiro fuori. Diceva? Diceva. Cosa diceva? È arrivato fino all'arancione. Però possiamo metterlo lì lo zaino un attimo, vero? Sì. Oh sì, perché io mi sto spaccando la schiena, ragazzi. Cioè, c'ho tutto. Allora, ascoltami, Corbetta, vado a mettere un attimo. Vai, dammi la torcia. No, grazie. L'RF intanto, il REM pod. Ok? Sì, raga, tipo qui anche c'è qualcosa. Allora, se sei qui, io ti metto 2 giochini nuovi. Ripetevo la storia. Ok, precisiamo che non sono pieni di polvere, giusto Corbetta? Esatto. Li ho lucidati bene, no? Li hai lucidati bene, bravo. No, dai, se sa mai divisa ancora che viene polvere, e che sono dopo 10 minuti. Perché la polvere si manifesta dopo 10 minuti, è famosissima. No, ma anche gli apparecchi è impossibile. Senti tu. Sì, ma sono buoni. Ho sentito un urlo. Sta zitto, sta. Vabbè, corrila. Zitto un attimo. Allora, vediamo un po'. Se ti piace divertirti così, cominciamo a divertirci un attimo. Dai, lì puoi toccarli. Questo è Mauri. Ci stai riprovando. Dai, toccali. Vieni qua un po' perché sennò c'è. Ah sì, no, lascia l'ombra così, che è meglio. Vedono meglio gli strumenti. Puoi toccare uno di quelli lì? Vuoi riprovarci per cortesia? Stai riprovando ad avvicinarsi. No, non, direi proprio. Guarda, adesso gli do l'acqua santa benedetta perché mi hai rotto le scatoline. Basta, perché io so chi sei. A me non mi interessa niente. Quando lei esce in indagine con me la devi lasciare stare. Forse non ti è ben chiaro il discorso, ok? E adesso te lo faccio diventare io ben chiaro. Qua, girati.
aspetta che ti faccio il segno della croce in fronte, perché così sei tutelata. Sei a posto. Aspettami un attimo, che così ti bagno anche le qua e non ti può fare niente. Ok, guarda che adesso sei a posto con questa. Stai tranquilla, guardami. Guardami, Corbetta. Stop. Zitto un attimo, per favore. Fermati. Ti calmi. Riprendi te che adesso hai Cioè, questa. mi viene più che altro da piangere per la puzza che ho sotto il naso. Adesso. Chi è stato? Hanno corso. Stanno correndo sotto. Stanno correndo sotto. Aspetta. Corbetta, Uga. Vai, dai. Dammi a me questo. No, prendi quell'altro. Mauri! Aspetta, no, fermati. Fermati, immobile. Non partire. Cosa è successo? Esatto. Perché corri? Sto temporale, cazzo. Il temporale non ci interessa. Cazzo, è meglio che passi il volume. Io ho il terrore dei temporali. Sei pronta? Vieni. Eccoli. Cos'è successo? Un incappucciato? Dove? Allora veniamo. Affermati, Thomas. Mettiti la barriera lì. No, stiamo qua. Ma sei sotto? Qua. Siamo qua, alle spalle. Dark, dobbiamo aspettare un attimo perché ha detto che è passato un incappucciato Mauro e Thomas. Non state al buio, Moira, se no ti blocca la live. No, l'ho lasciato così, va bene? E se metto il Sì. Dark, se metto il filtro un attimo? Vanno fermi e si sale da qua. Prova piuttosto. Ragazzi, meglio no, perché se succede qualcosa siamo in tempo reale, siamo in diretta. In senso, Sì, sì. io più di questa non posso far luce, lei gliel'ha data là. Io l'ho data da mano. Ascolta, hai chiuso lo zaino, vero, per sicurezza? Sì, sì. Ok. Cazzo. Proprio adesso, che cavolo. Ehi! Scendiamo. Ma dove siete? Qua. Ok. A posto? Siete sicuri che è uscito? Siamo al secondo piano, quindi... È giù? No, le trovi stanno tutti qui sotto, Non è uscito, quindi si è nascosto? La finestra, quindi bisogna vedere... Siamo a posto qua? Si è nascosto, secondo me. Ok. Infatti ne abbiamo sentito una fatto sbattere da sopra. Parecchio. Ma era qua. Ma Noi eravamo in fondo? Eh? Eravamo in fondo, poi abbiamo battuto la scienza. Allora, cosa femo? Incappucciato? Incappucciato non può essere un senza tetto. Quel giubbotto. No, incappucciato, ragazzi, non è un senza tetto, secondo me. Qui siamo già stati, cosa Noi abbiamo femo? seguito di là, stiamo andando di là, secondo me. Per me è uscito perché non può. Balcone, non ci sono le scale. Da dove cavolo è entrato più che è uscito? No, ma è impossibile, non si è lanciato dal balcone, ma scherzi. No, nel senso è uscito dal balcone, quindi è uscito dalle porte così. Madonna. Ma questo è il temporale? Sì, sì. Là là! Corbetta sta buona che è temporale normale, se ci siamo noi, ok? Io. Certo che ragazzi, volete ridere, mi sta pensando Dark. Questo è il problema. Notte con sera contemporale in un ex manicomio, cioè proprio lei da 10. Perfetto. Cioè, voi vedete che adesso c'è un tono più forte. Però vedi come sono tranquilla Dark io, anche loro. Sì, sì, sì.
Qui siamo dove Fantastici. eravamo prima. Io la proverei a far qui, Proviamo? perché di qua vediamo tanto. Cosa dite? Pro? Ok. È che se qua arriva qualcuno siamo Mauri, inculati perché... no, Corbetta, tra un'ora tocca a te. Ok, Cambio della guardia. hai capito? Eh? È che se da qua arriva qualcuno siamo fottuti, non ci sono le scale per scendere. Non siamo vicino alle scale. Ho capito, ma Corbett, ci siamo due alle spalle. Siamo in 4? Ma ce ne abbiamo due buoni da difesa. Sì, sì, per carità. niente. Sta tranquilla, guardiamo invece in là. Esatto. Sono diffidente, che è diverso. Ma io invece sono abituata con Sono loro. diffidente di natura. Con loro io non ho paura, mi sento sicuro. Ci abbiamo l'ospite, ragazzi, che cammina lì. Vedete? Ah sì, che carino. Finché sta là. Allora, proviamo qua. Uno che ha la torcia un po' potente, ragazzi, sennò qua bloccano le live. Ma la tua non fa più luce? Guarda, poca, si sta scaricando. Devo caricarla. Spengo la mia, avete la vostra, Vai, perché intanto questa prova a se no, tenerla mia a lui. se la scarico tutta. In teoria la Allora, puoi anche appendere questa. questa ragazzi Sai, faccio così. Allora, proviamo a mettere gli apparecchi nel mezzo, Mauri. Aspetta. Andiamo a mettere gli apparecchi nel mezzo, tengo vediamo. io la tavola. Corbetta, vieni con me. Aspetta, arrivo subito. Guarda qua, io non riesco a tirarlo su, mi spacco le unghie, guarda qua. Staccatelo. Ah, no, te lo rifai. Ecco. Bravo. Prova. Io appoggio qua, raga. Non è che facciamo. Adesso tu anche di te non c'è dentro, io qua. Corbetta, mi fai un favore? Me lo metti un attimo vicino allo zaino così si fa andare avanti e indietro un'altra volta? Sì, dammi. Questo qua perché che dentro i cos'è che succede? Perché un po' no. No, sono io che ho pensato un vetro. E niente, l'orologio ci rinuncia perché tanto non lo stacca sempre. Sta fissa. Poi a me hanno fatto effetto tantissimo. Non lo so, mai che sta così no, questo è da tarare, vi dirò che ho tarato 3/4, perché siamo a quanta distanza da qui, ragazzi? 4 metri? Boh, sì, penso di sì. Anche di più, 5. Ok, quindi infatti guarda, se io provo a toccarlo lui parte, guarda, altrimenti no, è troppo contrario. Comunque a 3/4, adesso mi sposto per, eccolo, vedi? Lo spot funziona bene. Sì. Allora, ho capito, aspetta un attimo. No. Sì? È giusto così, Sì. Ok. Ok. Adesso siamo con gli strumenti aperti. Vediamo un po'. Lì e lì. Ok. Sì, piove probabilmente. Vuoi provare a toccare uno di questi strumenti, per favore? Sì, inizia a piovere comunque. Sì. Però qui è tanta roba, cioè... Ma non è che magari sei silenziato? O no? Sta andando? No, sai cosa? No, manca una roba, che devo alzarlo di nuovo. Perché quando scusa che erano passati quelli lì, ho abbassato tutto il volume. Per metterci in sicurezza io e lei. Quindi adesso lo rialziamo. Ok, guardate che adesso è alto tutto, non vi spaventate, se lo sentite. Allora. Ok. Vuoi dirci qualcosa? Dove? Guarda che stai facendo. Sono in crisi, ha detto. Sta facendo da sinistra.
Si sta spazzando. C'è una luce più forte perché la mia ormai, poveretta, non so come mai vedi. Oddio. Ciao Pepistrello. Non ti fa niente. Madonnina santa benedetta. C'è una luce, una torcia delle vostre che può far chiaro là di più? Grazie. Pepistrello fuori? Vuoi dirci qualcosa di più di te? Mi sa che il Pepistrello ci ha preso di simpatia. Eccolo. Puoi toccare uno degli strumenti, per favore? Se sei qui nel corridoio? Almeno darci un segno, oppure muovi una pietra, qualcosa. Cosa hai detto? Non ho capito. Mostra. Mostra cosa? Ti vuoi mostrare tu? Ripeti. Sì, dicono in fondo, ragazzi. Cosa? Era passato. Il Pipistrello ce l'ha con noi. Sullo specchio, raga. Sullo specchio. Ma che poi scusate, ma a Prima cosa che fa. serve uno spazio grande sopra? E una volta veniva fatto come divisorio, ma si tenevano comunque senza vetro. Era proprio per i pazienti che non andassero nell'ala di là. Ma senza essere sopra fino al muro? Sì, Ah, ok. sì, perché può darsi che di là c'erano. Io non penso che c'erano. Thomas, vieni come un attimo. Che vediamo di là, attento allo zaino. Voglio vedere una cosa. Sono stata io qua, no, adesso no. Non puoi essere stata te adesso? No, scusate, sono a 3 metri. Ascoltami. Guardate. Sta buona, Non puoi essere stata tu. No, sì. Oh, sì. E sei vista doppio nudo? Sì. Che cazzo mi ha toccato? Mi sta toccare la spalla. Hai sentito cosa ha detto? No. Una entità. Ho detto cosa mi ha toccato? Una entità. Ma ce l'hai con me? Come sempre, sarebbe una novità. Sono qui, Ale, sono qui. Ma quanto ignorante deve essere la gente? Guarda. Guarda, tu hai visto Anna Frank correre, io vedo te correre. Guarda, come te ne corri a fanculo. Addio caro. Moira ti ho appena bloccato uno Mi ha fatto bene. perché ha scritto ho visto Anna Frank correre. Ho visto? Anna Frank correre. Sì, grazie per Anna Frank. E io gli ho detto che ho visto lui correre. Ha vinto un biglietto di sola andata. Sì, esatto, per il paese dei balocchi. Occhio che ci sono dei paletti per strada, si scivola. Comunque, Non sono piacevoli. Questo ascolta, con verità, non sta cominciando perché il temporale è normale. Certo che Dark. Scusate se rido, ma in un ex manicomio con il temporale in arrivo. A me viene da ridere Corvetta un po' meno, vero Mauri? Corvetta Sarà ragazzi. fantastico. Grande Corvetta, hanno detto. io ti giuro il terrore dei temporali. Se Ma piove, insomma, se tuona, sta il piovendo. terrore. Voi tenete d'occhio lì e io farò questo un po' di più. E l'ho capito. Oh, mi fai per cortesia? Oddio, Moira. C'è ste robe in mezzo, ragazzi, che da No, voi. non lo vedono loro però. Ecco, Mauri l'ha cattata pure il portatorcia, guarda, da qui non scende, te lo assicuro. Questo? No, almeno che L'ho non può cattato scendere. io questo. Brava. L'ho messo io. Comunque piove bene, dai. Ah, sì.
Cioè ragazzi, come fanno a andare l'altro? Col temporale così andare la pioggia così andare la macchina. Vabbè, a parte che abbiamo parcheggiato anche abbastanza vicino. Sì, però adesso il passaggio fuori. Dobbiamo correre tutto fuori. No, non puoi correre. Hai visto come vai più sprofondi, Poi, Mauri? Però domani mattina, quindi magari più tardi Ti ricordo che c'è un altro manicomio. È per quello che io dico. Vabbè, ma che ora è? Le 11? Vabbè. No, aspettiamo verso l'1, poi ci Sì. andiamo di là. Così Mauri dopo parti tu di là. E io ti Ah faccio sì, il le video. 23. Io l'ho dovuto togliere perché 3 volte me l'ha tolto. Allora, Non vuoi che gli tenga il- vediamo un po'. Nessuna connessione continua a dire, Mauri Pro è pieno. Allora, bravo, bingo. Cominciamo. Siamo alle 11 di sera, alle 23. Vuoi provare a manifestarti un pochino o a manifestarmi un pochino, per favore? Ci proviamo? Dicono che è lui che l'ha mosso. No, sono io, mi sono accusato. Puoi toccare uno degli apparecchi, per favore? Se sei qua a metà corridoio? Anche se mi qua mi per tanto tranquillo. A fin fine. Oh, le ultime parole Hai detto famose, no. Orcio. No, Hai detto no. pensandoci bene, comunque, quello che ha raccontato Corbetta prima di venire qua, riguardante tuo nonno e la finestra, dimmi se sbaglio, Lui ha detto Sì. nonno e nipote. Però no, c'è una cosa che io prima gli ho chiesto che c'erano sembrava un appartamento, invece era a casa di riposo, mi hai detto, giusto? Sì. Però comunque, cazzo, queste finestre qua dovrebbero, col temporale, dovrebbero essersi chiuse proprio nel colpo. Invece no, È vero. sono proprio Se tuo nonno la ferme. vede, Io quindi- ti ho detto col temporale potrebbero sbattere per aprirsi Ok. e chiudersi. Quello che voglio dire Invece anch'io, no. vedi? E invece no, sono ferme. Quindi vuol dire che qualcuno Giù, viene qui. ecco la finestra del bagno, giù e su. Però Ma su- scusa, su di puoi sopra farci ancora, capire se sei contento vuol che dire siamo che di qua? là c'è una camera qualcosa, perché si vede una finestra di una camera. Qui non c'è una finestra che guarda la casa di là. Sì? Sì? Quella là in fondo, quella che ti ho chiesto io prima. Allora forse è quello. Però quello che mi viene da pensare è, adesso che c'è il temporale da tutta parte, in teoria... Dovrebbe sbattere. Comunque io devo dire grazie anche al mio staff che sta procedendo a go-go, a raffica, ragazzi. Grazie ragazze, grazie per l'aiuto. Orbs, hanno detto. Non c'è, ha detto lui. Come non c'è? Mauri? Pronto? Vedi qualcosa? Ascolta. Aspetta. Mauri, ha appena chiamato. Vedi qualcosa? Vedi E qualcosa? comunque l'ha appena chiamato. Cosa vedi? Bambino. Come fai a sentire un bambino qua dentro? In un ospedale psichiatrico non sei solo bambini, anche bambini. Guarda l'uscello. Era una Sì, venivano anche i bambini, è vero, Dark, vero? Da fuori. E... Potevano esserci anche dei bambini, vero? Esatto. Tu là in fondo vedi tutto tranquillo. Sì, però prima, quando hanno detto sotterrato, giardino scavato, ai tempi, quando i pazienti tra di loro avevano i bambini, poi Sì? li sotterravano, perché molti non sopravvivevano e quindi li sotterravano. I bambini. Nel giardino. Mauri sta vedendo un bambino. Non è che Ah, ecco. è da fuori, vero? Tu non lo sapevi perché l'ha detto piano. Comunque io, sì, abbiamo chiesto dei bambini così a Mauri. Ma Mauri Sulla dice che ha scala. visto un bambino. Bingo, era lui allora che piangeva sulla scala. Sei tu che piangevi sulla scala. Io Era ha detto piccolo. questa voce invece. Ha detto io. Era piccolo. Ma adesso la Spirit Box ha detto io. Sì. Ha detto io. Ci sono delle cose comunque strane. Più che altro... Vedi, Lili dice ecco perché prima ti ha detto scava. Posto Mauri? Allora un'altra persona in live dice il bimbo l'ho sentito. È calata la pioggia ragazzi. Ivan. Sei Ivan, il bambino. Se sei tu puoi far illuminare gli strumenti come risposta per cortesia.
Di fronte a te. Ha detto di fronte a te, vero Mauri? Eccomi. Ragazzi, sta dicendo eccomi. Sì. Io ho una domanda, aspetta. Io ho una domanda. A posto? C'è Scassobai qua dentro? Mi ha seguito qui? Sì o no? Cosa ha detto? C'è Scassobai qua dentro. Mi ha seguito anche qui? Se sei qua dentro rispondi, esci fuori. C'è? Ha detto c'è, vero? È lui. Continua a dire. Sì, però scusi. Ha detto c'è un attimo fa. Io voglio Ci vuole. che non vado in casa. Perché sei venuto anche qui? C'è anche la sua amica. Ha detto c'è, quando ha detto c'è Scassobai e qui sei qui. E lui ha detto c'è. Comunque io Con la voce da donna. c'è Ocio. qualcosa che mi attira lì e si avvicina sempre pian piano di più. Ma santo Dio benedetto. Eccolo là, guardalo. Ha incominciato a illuminarsi. RF. Rifai con l'RF? Tocca l'RF di nuovo, quell'apparecchio che stavi toccando. Toccalo di nuovo. Vai. Tocca di nuovo quell'apparecchio, per favore. Interagisci con quelli. E lì puoi prendere energia. Cosa c'è? Chiediti per terra un attimo. Sta chiamando. Siediti. No, vai lì. Vai lì dalla parte. No, seduto. Non in ginocchio. Madonna, è lui. No, no, te prego, no, anche qua no, eh. No, te prego. L'arca, aiuto, c'ho Scassobai qua. Ti segue No, sempre tu. ovunque. Che Lei non l'ha incubo. visto questa cosa. C'è stato quel rumore lì. È e si è affezionato a te. avvicinato qualcosa da lì. Ma lo sai che questo Scassobai è quello che fa quella Sì, ma rumore, tu lo quel sai che suono da lì c'è lì? un'entità nera che continua a fare così e continua a Sì. venire a tirare lo zaino di Mauri? Chi sei? Ah, No, adesso aspetta, scusami, vado a prendere gli apparecchi e li mettiamo di lì. Scasavai è quello che segue sempre Moira, è uno che è venuto fuori da una metafonia, da come sembra. Allora, E continua a rompere le scatole in tutte le vieni con me indagini. tu. Io? Sì, perché voglio. Posso lasciare qua lo zaino? Posso muoverlo? Questo non... scusate, sono io un attimo per non spegnere tutto. Beh, Mauri, lasciamo qua gli zaini. mi guardi qui un attimo qua. Qua, perché io la luce in faccia non vedo. È giusto i telefoni? Ok. Basta. E che cavolo. Oh. Siediti, Cosa ha detto? Mi sembrava tipo viscasso. Ma guarda qua. Oh, io non ho telefoni adesso, neanche lei. Guarda, è là. Ti ho detto. Ha detto io sono. Chi sei tu? Punta. Punta là. Ha detto punta là. Sì. Mi sembra. Di lì ragazzi. Lo vedi? Guarda. Arriva da là. Guarda, guarda. Qua. Io non ho telefono. Eccolo. Oh, hai visto Mauri? Non vedo proprio questo, guarda. Proviamo a mettere gli strumenti. Ma guarda che ti muove. Dai, guarda. Beh, certo. No. Certo. No, una roba da controllare, questo di chi. Sei tu qua. Proviamo a mettere gli strumenti qua per andare di là, allora. Vedi dov'è? Raga, proviamo a fare così. Guarda. Appoggiati qua. 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 Mettiamo qua. Aspetta che recupero lo zaino. Oh,
sopra. Prendilo. Denaro. Ci sta? Beh, facciamo così, spostiamoli Sì, semplicemente. mettiamoci qua. Te scegli. Qua. Ah, dai. E sai dirmi dov'è? Ah, eccolo. Oh, qua. Proviamo spostato Mauri a io. metterci qua, guarda. Qui che così vediamo gli strumenti, giusto? Bello, guardiamo fuori. Così. Eccolo lì. Fallo no. Vediamo Mauri come va È qua. troppo casino. Questo corbetta riesce a fermare. Eccola. Così, no? Poi si ferma da solo. Si vede bene? Sì. Guarda l'RF, guardate. Hai visto Dark? Comincia a simpatizzare con gli apparecchi lì. Sei qui? Ragazzi, io ho solo una semplice codice, giusto? Vai. Sì, anche perché i telefoni sono tutti qua. Sei qui? Vai. Il corridoio. Se sì, me lo fai eliminare per cortesia. Ma questo di strumenti non mi piacciono molto, comunque. No. Però risponde bene con le domande. Esatto. Mi dici per cortesia chi sei? Adesso avendo spostato il design in controllo che non sia... Beh, sì. Ok. Ah, beh, sì. No, perché non vorrei che poi risultasse male questa spenta, quella lì. No, ma è accesa corretta. È completamente... Madonna. Non mi andare in trance, vero? Oh, non mi andare in trance, Vuoi un po' di te? No, mi sta stringendo la gola. Basta! Non è lui. Ogni cos'è? Non so che cazzo sia. E vabbè, sta buona. Puoi fare illuminare gli strumenti per cortesia? Dai! Guarda, corbetta, guarda. Sei qua, vicino a me. Guarda. Esatto, guardate ragazzi. Basta, molla! Ok, sta attenta qua. Dark, guardate per terra. Aspetta. Puoi farlo di nuovo per cortesia? Attenta, guarda. Non sa. Di nuovo. Sì, questo è stato palesissimo. L'hai visto, Dark? È passato tipo qua. Troppo bello, ragazze, Sì. troppo bello. Fantastico. Aspetta, l'ho filmato, Dark, l'ho filmato 3 volte che va su e giù. Sono loro, dai. Sì. Thomas, 3 volte l'Orps è ripreso a terra sul pavimento. Qua. Ha ripreso? L'Orps. Però abbiamo un problema qua. Cioè? Ehm, No, te prego. no, il gatto sta fissando il buco. Mauri, qua. Non ti risponde? Ripiglialo. Vuoi una mano? No, tu sei qui con me perché dobbiamo vedere chi è questo. Allora, puoi rifarlo un'altra volta per favore? Puoi ripassare lì in mezzo al corridoio, vicino agli strumenti? Sta arrivando un freddo assurdo. Vediamo, aspetta, spegniamo Senti anche che questa. freddo. È spenta la torcia questa. C'è solo quella davanti al cellulare. Oh, qui c'è il riflesso. Che è qui strano. non c'è. No, anche qui corbetta, guardalo. Ah, sì, Eccolo è lì. qua, sì, ok. Ma allora, attenzione ha detto. Quindi ci fai rivedere la luce che passa? Poi gentilmente? Dark, stai vedendo? Si sta manifestando di là. Avete dei riscontri pazzeschi. Si sta Wow. manifestando Vero? di là, si sta manifestando Wow. da loro. E non stiamo facendo niente noi, È fantastico. Piace là. Il bambino si sta manifestando dal buco. Sei il bambino?
cerca di bloccare finché sposti il telefono in casa, ok? Ok. Mauri, sente? No. Aspetta. Aspettate ragazze perché qua c'è Mauri che è in trance. Però mi dispiace ma per il momento non posso spostare da qua perché devo vedere se c'è un orbs. Mauri è in trance, vi avviso, eh. Palese, palese. A me si sta rimanifestando sta puzza, che cazzo sta? Là. Mauri, ascoltami bene, sta indicando là. Probabilmente dove stai guardando tu. Lui guarderà. Vai dietro a lui Vabbè, ovvio. e noi vediamo qui. Avete bisogno chiamate. Sì, 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 tranquillo. ma qui sembra, è bianco, qui è un orbs bianco. Questa è una farfallina, ragazzi. Sì, questa sì. Cos'è che ha scritto Corvetta? Sì, Sì, ce ha n'è. un po'. Ascolta, beviti un po' di Cioè, tè. Guarda allora, che c'è del tè lì. io Che... c'è tipo una puzza qui, raga. Vuoi il tè che è zuccherato? No, 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 Cosa c'è l'acqua, ma meglio? non è proprio, è proprio una puzza che mi viene sotto il naso e mi arriva fino in gola. Vieni di qua che guardiamo se viene ancora quell'orbs. E io voglio riprendere ancora quell'orbs qui. Perché è tanta roba. Beh, si sarebbe visto se era la torcia perché era ferma prima. Raga, adesso prendo un po' di acqua, sì. Passa qua? Sì, è passato là. Hai visto Dark? Aspetta, devo recuperare un po' di acqua. però. Ma la grande è passato. Sì, sì, sì. Era L'abbiamo passato anche visto ed è sotto il stato numero 12. ancora, ragazzi. Vi giuro che non è Mauri con la torcia, perché Mauri ha la torcia molto a terra da lui. È sempre in fondo. Esatto. Thomas, abbiamo ripreso 5 volte l'Orbs e anche tra l'altro mentre Covetta era Giulia cucciata un'altra volta. Ah, ok. Il problema è che mi preoccupa su questo qua. Ragazzi, quel video qua sarà pazzesco. Questo sono io, se sentite un pezzo Sì, sì, metallico, infatti, Tintenio e Thomas con un Mi sto tenendo sul pezzo di ferro. deve tenere sui pezzi di ferro perché Mauri è in trance. Puoi fare ripassare l'Orps qui a terra, per cortesia? Puoi ripassare lì sul pavimento, come hai fatto? No, perché? Non bestemmiare. Sì, Mauri è in trance, ragazzi. Dategli un attimo di tempo, ma non posso distorgere da qua, perché se non erro, Corbetta, dimmi, correggimi, è là. Sì, è là. Vedete che gioca a 3 punti illuminarsi? La torcia è immobile, È appena passata una roba verde. Verde. Qua. Però lì non l'ha ripresa. Questa è una farfallina, l'avete vista? Puoi ripassare sul pavimento, per favore? O toccare gli strumenti? Cosa ha detto? Non ho capito. Comunque Mauri è fermo qua vicino a noi, ragazzi. Ma quello non era una farfallina adesso. No. Di nuovo la puzza. Tu se non ti attrezzi col balsamo il tigre, 3 su 1 la prossima volta. A me? Sì, Perché? perché il balsamo il tigre ti tiene via gli odori. Lo usano quando fanno esumazioni anche e si trova ovunque. È potente e non ti fa sentire gli odori. Puoi rifarlo per cortesia? Dark, l'hai visto? Sì, 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 l'ho visto. Anche il suo Ho segreto. detto di rifarlo e l'ha rifatto. Sei stato molto gentile a presarti sotto forma di orbs. Questo è il mio stomaco, ragazzi, scusate. La fame che... Corbetta, ti informo che la tua torta non è bastata. No, infatti. Puoi rifarlo un'altra volta, so che ti rompiamo un po' le scatole, però gentilmente non sta mettendo a fuoco, vero? Sul pavimento a sinistra, guardate. Corbetta ha
guarda subito, vieni qua. Occhio, guarda. È alto. No, guarda subito. Sfigato. Si muove anche. Soppiati. Prova ad andare più in là un attimo con... Tu no, Thomas, sei lì con Mauri. Tu prova, ti metto io la torcia, vai. No, io sto qua. Ho preparto. Santi Dio, lo sta riprendendo. Guardami bene, Dark. Lì. E si muove anche. Sì, si vede benissimo. È un volto, Posso per Corbetta? ma sembra una donna. No, sta meglio la corbetta, si sente meglio. Mauri, ripigliati e vieni qua. Vieni vicino. Siamo messi bene, ragazzi. Dark, riesci a tenermi d'occhio il monitor un attimo che vado da corbetta perché Mauri è in trance e Thomas aveva detto Mauri. Grazie. No, sto bene, è solo che ho una puzza dentro per il naso. A me sto fermo in mezzo, così non mi piace. Però sto bene, io sto bene, non sono in trance. Bene, allora vieni con me un secondo. Ok. Perché voglio che guardate subito sta cosa. Un'altra volta. Ma che cavolo! La con me. Finoni. Oh! Prima sai che era c'era un buco. Sì. Ma non guardavi il buco. Dice, Corbetta, vorrei che tu guardassi subito lì e qua. pigliati. E dove è passato l'Orps adesso? Sarà l'ottavo Orbs. Sì. Cioè, Dark è pazzesco. È pieno. Mamma mia, mamma mia. Eppure non sono cattivi, eh. No, ma dovete guardare all'altezza di così, ragazzi, perché stanno passando in quella cerchia qua. Si vedono benissimo. E guardate che li ho ripresi, domani c'è l'indagine, eh. Cosa 12? Il numero di letto. Lui continua a fare così. Lì c'è un 12. No, ma puntando te 12, te 12, te 12. Ah, ok. Perché non è così frontale o casuale. Fa così. Ok. Prova a venire di qua. Vediamo. Che numero era? 2. 1, 2. 12. 1, 2. 1, 2. Potrebbe essere 1, 2 o 12. Secondo me. Il 12 è là. Mauri, continua a dire 1, 2, 12. Per fortuna non ha gli occhi ribaltati. Tu che hai? Sono 12, punto Corbetta. Ma guarda come si muove. Oh, 12. se ne è palesato un altro, Dark, Quante vicino a entità quel volto lì. c'erano Lo vedi? 12. Ora, 12. Il numero delle entità qua dentro. Quante entità Ah, ci sono ne prima? abbiamo contati 8 di orbs. 12. Qua. Scrittura 12. Sì, ma adesso ne abbiamo contati 8 di orbs su questo corridoio. 8 volte l'orbs. Ho messo prendendo. Vedi che c'è un altro volto che dialoga con quello lì? No, non schifo. Sul pavimento? Tu? Sono ripresi entrambi, adesso vi mostro dove. Attenzione al dito. Uno qui e uno lì. Sono di fronte uno all'altro, li vedi? In questa? In questa cosa? Così posso. Si vedono, vero? Li sto riprendendo anche di là. Ma si è anche spostato un po' dallo zaino. Eh? Voleva dire con questo di solito sai che dove riesce a far tornare questa collana. Se la voleva togliere apposta. Ah, ok, buona. Sposta. Mi dà fastidio che tu gliela fai vedere. Guarda, guarda qui, guarda qui. Dark dice, ragazzi, dice Qua, lì. tipo qua. Aspetta, vediamo se qui. Dopo il 13. Sì. Là in fondo, l'angolare là in fondo, ragazzi, dice la corbetta. Ma te guarda come si spostano Esatto, questi lì due. sì. Sei reso conto che ti stai per togliere la collana? Guarda questi due, la corbetta come si spostano e parlano. Sì. Sembra che parlano. Mi sbaglio o è una donna e un uomo? Sono un uomo. Sì. Ma c'è anche una donna, guarda Thomas.
Guarda qua. Questa è una donna e questo è un uomo. Vogliono bene. Eh no, Cos'era quel verso? lo squittio. Mamma mia! Hai mangiato un topo? Che schifo. Ecco dove è finito il mio cricetto. No, ecco dove è Porta. finito il mio concetto qua, Thomas. Devo portarvi in braccio entrambi? Comunque, Aspetta. Attacco di panico. Corbetta, Stringi. respira. Stringi. Respira. Stringi più forte che puoi. Inspira dal naso, butta fuori l'aria dalla bocca, avanti. Inspira dal naso, tira dentro l'aria dal naso, buttala fuori dalla bocca lentamente. Fai come ti dico per un po'. Inspira, aria dal naso, buttala fuori dalla bocca lentamente. Tieni la voce. Inspira, respira. Inspira, respira. Calma, Stringi più forte che respira. puoi. dai. Allora, prendi, guardami negli occhi, guardami, ok. Riempi bene i polmoni e poi molto lentamente. Ancora. A posto? Ok. A posto. Sei a posto? Buono. Non mi è piaciuto quello che ho appena detto. Che cosa vuoi? No, ma era la frase che ha detto, morirete. No, qui non muore nessuno e tu lo sai che io faccio parte della luce. Chiaro? E sai cosa sono? Non far giochetti con me, chiaro? E neanche con loro. Aspetta che io vi porto in braccio entrambi. Sono con me. Sì, ma ci ha chiamato in un punto determinato. Rispondo. Cioè, Basta. C'è il buco. Basta giocare. a me mi ha fatto vedere che Lui era lì che fissava il buco così. Aspetta, passa. Tu lo devi vedere, Corbetta, lui non sa cosa Cosa vuoi? Così era messo. Sì, che se andiamo noi due al Silenzio un attimo, scusate, se no... Parla cosa vuoi. Tu parli con me adesso. La finisci di toccare loro. Basta. Non sfidarmi. E non prendermi in giro. Dietro di te adesso. Dietro di me? Chi c'è dietro di me? Parla bene. Muoviti. No, se fai così non ti capisco, quindi vedi di parlare giusto. Ripeti. No. Stai lì. Chi c'è là vicino agli apparecchi? Dimmelo. Siediti. No, sto bene. Nulla di che. Non è vero. Brava Katia, è vero. Dimmi chi c'è qua. Pensi che non ti ho visto sotto forma di Orbs? E due qua in terra che parlano. Ci sono le prove che ti sto osservando. Se ho detto bene, illuminano gli strumenti, subito. Non mi mandi a quel paese, per non dire un'altra parola, non sei carino. Chiaro? Basta. Io non ci parlo con le entità basse. Hai capito?
Ti stai divertendo? Un po' sì. Un po' sì. Lo sai che non mi devi sfidare, vero? Guarda che sono seria, molto seria in questo periodo. Parlo di adesso in questo periodo, che ti sia chiaro. Io sento frescura comunque. Sento della frescura, non della pesantezza. Troppo caldo. Ci rimettiamo seri? Cosa dici? Urca. Ma lo vedi la diversità? Lo vedete? Guardate quel telefono lì è questo. Questo è limpido. Quello della live. Pazzesco. Hai freddo? Ho capito bene? Pigliami tu. No. 12. No, sì. Noi non pigliamo nessuno. Vuoi una mano invece? Cosa hai detto? E poi non fa la voce da bambino. Ve lo dico che se vi muovete da lì vi spezzano il capito. Ha detto venite, mentre loro guardavano là. No, loro non vengono là. Mi sto stancando dei tuoi giochetti, Perché ridi? Hai finito? Parla bene, che ti hanno insegnato a parlare bene, Cristo Santo. Oh, voi due avete finito di ridere. No, non riesco a capire se si sono fatti gli acidi, mi viene da chiedermi. Non Tommaso le parole. Sì. Oh. Allora? La finiamo? Non vai di là, Mauri. Te ne stai qua anche tu? Sta chiamando entrambi. Ci fa ridere perché si sta prendendo gioco di voi. Sì, ma c'è una particolarità che tu sei stata toccata con l'acqua Santa Benedetta. Lo so, però Non ti può far andare là con l'acqua Santa Benedetta. sta Hai continuando a fare capito? così, lo vedi anche tu? Ti ho Ok. fatto un simbolo su di te. Lo so. Non può. Il problema È quello che mi sta provando a capire. Ok. Ok, tu stai cadendo nel suo giochetto. Ok. secondo me lui vuole fare la cosa che vuole tirare Anche con Mauro tu sta facendo lo stesso giochetto. No, quello che volevo dire è che vuole tirare prima lui. Sì. Sapendo che lei si tira il Mauri. Perché lo sta continuando a tirare dallo zaino. È come dire, Mayra, se sai che... se No, tu sta ti fidi di giocando. me, Sta giocando. Si sta divertendo. Mayra, tu ti fidi di me, io ti vado là e ti dico, Mayra vieni, te di conseguenza vieni. E quello è il problema. Ma lui c'ha lo zaino, io lo sto tenendo io adesso. Quello è il problema, lui viene tirato. Lui si gira in là. Adesso non viene tirato, vedi? Adesso no. Però se te ti sposti, Sai perché non lo tocca adesso? perché tu hai quella collana. Sai secondo me cosa sta giocando? Dimmi. Sta cercando di tirare me e lui di là, così tu stai in lui e lei rimane qua da sola. Perché di conseguenza voi due non siete in voi, quindi Perché lei è dalla parte della luce, la sta cercando di lasciare qua da sola. diciamo tipo come vittima sacrificale in un certo senso. Cioè, nel senso- non può farlo. No, tu sei perché tu protetta. sei ben protetta. Però lui non lo sta vedendo. Lui non può portare lui di là. Perché lo sai tu cosa sono io dentro, che mando incezioni con tanti sensitivi diversi. Non può farlo arrivare là se io non voglio. Perché voi siete vicino a me. Esatto. Non può È fare tipo la niente. cupola. Però sta giocando, Esatto. cioè sta giocando come a dividerci, raga. Se Ma vedi? non lo può fare. Vedi? Sai quello è il problema? Sta giocando a Che lui dividerci. live, lui ride solo Ma tu adesso mi fai una ridiamo e cortesia, ti scherziamo. metti giù qua a terra un attimo. E te ne stai lì. Lui ride solo? Anche tu. Lui, Tu quando a terra. ridiamo e scherziamo, lui ride, ma quando fa la live è normale, quello è il problema. Ci siamo capiti che loro non vengono da te. Noi occhio, che se... Cosa? No, più che altro lui. Io sono No, tranquilla. ma lui non No, può ma andare lei là. è lui. Perché Io lui è qua, sono io qua.
Comunque si sta Devo giocando. fare mettere in castigo. Cioè, Secondo me sta giocando. Se adesso ci riprendi sembriamo in castigo davvero. No ragazzi, io questa ve la devo far vedere perché giuro che non ci crede nessuno. Cioè guardate, li ho dovuti far mettere così, ma vi rendete conto? Faccio il muro. Amici Dai. di Valentino. Io non so cosa dire, ma ti giuro. Dovrebbero andare di là perché questo li sta tirando di là per lasciarmi da sola qua. Perché No sta Thomas, cercando di lasciare Moira No da sola. Thomas. Quel bel imbusto che c'è là in fondo, ok? Però ha fatto i conti senza l'hostess. Però È inutile che guardi di là, non ci vai di là. Però come ha Ti detto capio? Corbetta, secondo me la sua Ma non ci va di là. situazione è quella. La sua tentazione è quella di lasciarci, cioè di dividerci. Perché lui sa che io e lui siamo la stessa cosa, ok? Cioè, nello scuro, ok? Quindi andiamo di là. Tu di conseguenza vai a ripigliare No, a lui. me viene da ridere ragazzi. Perché tu hai appena detto io vi porto fuori. No, no, non ci mettono KO. Fidati che non li possono toccare. E sta cercando di Sì, sì, tenere Mauri. lei qui. Perché Mauri? la sta offendendo. Fai ciao un attimo. Mauri, fai ciao. Ecco, Non è lui, fidati. non è del tutto lui. Guarda che No, no, occhi che non ha. del tutto, Guarda non che del occhi che ha. Oh, Ha fatto così, come per dire parla. basta. Ma ha fatto così come per dire parla. Tu sapere. Oh. No, ma raga, mi hanno tirato un braccio. Guarda essere all'asilo. Mi hanno tirato un braccio. Ce l'hanno con noi due comunque. È impressionante. Voi due li andate insieme e non ci venite più. Sì, è bello così. Ah, certo. È più manifestazione. Non so se io e Toma dobbiamo fare il babysitter. Ma era posso... No, io ci sono. Dai, dove provano ad alzarmi invece? Posso? Sì, sai qual è il problema che sto facendo? Dai, mi sta per la mano. A posto. Siamo sicuri che siete a posto? Io sì, io sono Perfetto. sì. Torniamo Io sì. di qua. Lui no. Adesso divertiti di qua con me. Avanti. Divertiti di qua con me. Lì ho detto. Cominciamo di nuovo. Attenzione. C'è un crampo alla mano. Oh, adesso cominci tu. No, io ho detto solo un crampo perché... Scusa Dark, quando aprono i Grest? A giugno? Ragazzi, i Grest aprono a giugno, sono già iniziati. Cosa sono? Andiamo, facciamo i stili. No, veramente, ragazzi, non ce la posso fare stasera. Ma con una certa anni. No, allora, Vani, il problema è uno, che noi io e Thomas ne abbiamo uno a testa da gestire. No, no, ma io ci sono. Aiuto. Guarda, io te l'ho detto. No, no, non sono un'infermiera io. Il carico uno sopra l'altro, stile No, militare, ma li porto fuori. Non mi veramente. interessa. No, Vediamo io ci se sono. qua riprendono. Corbetta, vieni qua. Sì? Corbetta, vieni qua, ho detto di mettere una guarda. Mi piace che veniamo qui? Cosa ha detto di? Eh sì. Ci vuole bene. Sì. Diciamo un avviso che ho appena letto, stai attenta a tutti e tre. Che? Stai attenta a tutti e tre. Un avviso che c'è appena stato lì. Ah, stiamo a posto. Ma La notte di ragazzi, la notte di Halloween organizziamo una festa qua dentro. Un rave party! No, organizziamo Night Paranormal. Night... No, aspetta, Night Paranormal sembra un'altra cosa. riuniamo anche. Non sarebbe niente. Night. Beh, guarda, come spogliare gli stato Thomas e il top. Cacchio, potremmo pensarci. No, guarda, prima No, non con lui che balla così, perché sembra Cita che gli spiega. Ho capito che ti piacciono le scene, ma ti ammato. Beh, Perché ci volevi qui vicino a te? guarda com'è contento. Mauri, torna qua. È qua, ci sono io qua. No, ma torna qui invisibile. È qua che sto guardando. Perché ci volevi qui? Indovina, perché quell'altro è libero con Thomas vicino. Ah, certo. Sì, però sono in parte, io parto. Vedi che sta cercando
cercando di dividerci. Sì, più che altro perché sa che dopo lui va là. Te di conseguenza cosa fai? Come scommetto 50 euro che come minimo lui va là e poi ti chiama. Certo che mi chiama. Mi ha già chiamato? Stavamo ridendo prima con lui? Ti sei divertito? Non c'è freddo, siamo sera ragazzi, non c'è freddo. Notti non ce l'ho. No, in realtà io non ho freddo. Infatti non c'è freddo. Notte No, non c'ho freddo io. Io ho caldo. Io ti giuro a casa ieri sera, Io sto bene così. stavo con sotto la coperta, tipo tra puntane. Sì, no, faceva freddo. Qui ragazzi c'è, guardate, perché io generalmente sono freddolina. Perché vuoi dividerci? Ma si muove il bastone o non funziona? Conosci. Uno paradutto non paradutto. Ti ho detto. Guarda che io ti sto capendo cosa vuoi dire conosci. Ripigliati. Dai, avanti, abbi il coraggio di dirlo. Su. Attenzione. Fai attenzione. Ok. Pensi che abbia paura di te? E così. Invece così. no. Eh? Invece no. Avevo capito è così. Perché invece no. Bravo, hai ragione, non ho paura di te. Quindi, avanti. Dici il tuo scopo? Parla. Ti dico una cosa. Hai presente quando lo scendi l'acqua corre? Ripeti. Non l'ho capito. Neanche io non ho capito. No, i ruscelli non capisce cosa. L'acqua corre. sì. La va in nuvola, va in là. Ah, ok. No, non riuscivo a Correndo va capire. in là. Hai capito Thomas adesso? Sì, no, adesso ho capito. Non riuscivo a capire prima il concetto che intendevi. Dai, avanti, dici il tuo scopo qual è? Oh. Questo cosa? Questo cosa? Ferma qui. Siediti. Ferma qui, ha detto. Intendi vicino all'RF? L'apparecchio quello che stavi toccando poco fa? Sì. Tu lo sai che se mi metto lì mi tira verso là. No, ma infatti non vai là. Anzi, vieni qua per favore. E via dalla porta. Vedi, si è arrabbiato. Ma tu non comandi su di lei, lo sai, vero? Invece sì, invece no. Non penso proprio. Cosa ha detto? Non l'ho capito. Puoi ripetere? Parla bene, Cristo Santo. Perfetto. Mettiti lì seduto. Devo sedermi? Meglio di sì. Qui? No, comunque tranquilla. No, non tanto per lei. Mi sta puntando. Ecco. Capito il perché? Sì. Ti ho detto di sederti lì. In castigo. Puoi farmi vedere di nuovo qualcosa di movimento nell'apparecchio? Per favore? Interagisci con me un attimo. Di nuovo. Comunque, quando dice tipo dividere, può anche essere per farci capire come venivano divisi qui dentro. Di solito in teoria era tipo malati Tu mentali. stai parlando della tua esperienza? Perché quando tu vieni qui vieni comunque diviso dai tuoi affetti. Esatto. Stai soffrendo? Oppure tu intendi... No, 1000 piedi, vabbè, poverino. No, non ha rimanere che andava sotto. No, 1000 piedi, guarda. Dove te ne vai? Oh, Corbetta, dove te ne vai? Vuoi dividerci per farci capire come ti sei sentito tu? Vai lì. Viaggio. Come infatti va nello zaino, Lo faccio. Era tipo un Siediti un attimo. può essere. Siediti un attimo. Sì,
Sei stato diviso da qualche tuo affetto? Ed è qualcuno che era qui o no? Era qui. Lobotomia. Comunque ha detto Tobia? era qui. Lobotomia, in teoria dovrebbe essere. Ma eravate Lobotomia. qui entrambi? Non sbaglio. Ti ripeti? Eh già. Ma questa era la voce di Morgan. Sei qui nel corridoio. Oh, adesso mi hai rotto, Non può T'ha essere risposto? stata te, eri No, ti ha distrattissimo. risposto. Sì, ma non può essere stata lei a farlo. No. Sei qui nel corridoio, ripallo. Era troppo distante, raga. Beh, fallo suonare di nuovo. Avanti. Insomma, ragazzi, non può essere, guarda, neanche così. No, non può essere stata te. Guarda, c'è. È polvere. Me lo fai risuonare con l'apparecchio, con la luce blu? Se ti piace? Oddio, ma sono una... Ma si sono fatti male? Non lo so, parliamo un attimo, però dobbiamo andare. No, aspetta, cambiamo piano. Cioè, noi prendiamocela con calma. Sì, perché voglio vedere lui, che non si faccia male Mauro. Ah sì, ma come è partito in quarta? Raga, ma è partito in quarta. Pazzesco. Raga, che bello, comunque abbiamo un sacco di riscontri, eh. È meglio e due facce lì. Lì le facce. Comunque, scusami, possiamo fare una roba? Siamo qui un attimo io e te. Sì, Perché io voglio vedere però preparati Corbetta. per scendere. Sì, ok, adesso mi prendo su, mi porti lo zaino qui intanto che metto via questi, per Certo. favore. Perché voglio vedere una cosa, Corbetta. Mauri è partito in trance, ragazzi, c'è Thomas. Thomas riesce tranquilli, c'è tutto sotto controllo. Esatto. Thomas è in grado massimo a forza per fermarlo. Noi stiamo qua. Comunque ragazzi, allora, è un bambino. Sì, I bambini venivano ricoverati in questi reparti. sì. Quindi quando io gli ho chiesto se è stato separato dai Giusto, tuoi Dark? genitori, Figuratevi, ragazze. quindi lui magari è stato separato dai suoi genitori, ecco perché Potrebbe vuole essere. separarci, perché vuole farci vedere come si stava separati dai propri affetti. Scusate, ma io c'ho ancora le chiavi di macchina qui. Esatto. Sì, no. Stanno ancora correndo, Batteria quasi scarica, tra un po' devo mettere. Stanno ancora correndo. Comunque qui c'erano parecchi orcs. Sì. Sì. Che bella così con il coso che si punta Senti una davanti. musichetta. L'hai visto, Dark? Sei un bambino? No, piano, che sta un altro orcs. Sai dove? Qui, sull'angolo qui. Dio, spero che non... No, non te ne ha fatto tempo di beccarlo, secondo me. Comunque qui ci sono molti orcs. Sì. Cavoli, ce n'è una caterva di orcs qua in questo punto qua. Ma poi noi non abbiamo paura qua, perché sì, io non ho paura qui. Tu, Corvée? No, io sono tranquilla. Noi siamo tranquillissime, Dark, qui. E siamo in due, perché loro sono andati via. Si vede, E ha dei co- riscontri pazzeschi, complimenti davvero. Beh, io questo punto qua, lo dicevo, vero questo punto Sì. qua che era... Mi è vibrato tipo nel piede, mi sono... Guarda, io sono contenta che Corbetta abbia trovato sto posto perché abbiamo fatto... Oh, ancora, guarda! È vero, ma guarda che riflesso che c'è qui, raga, guardate. No, ma guarda per terra, guarda, Guardate qui. togli dito un attimo che c'è. Era lì. Moira, mi fai- Eccolo. Cazzo, Sì. sta girando lì. Aspetta, c'è Katy che ti ha chiesto se può salire un attimo. Sì? Scusami, Katy, non... perché stavo guardando gli orcs. Vai. No, la Katy sì, Katy può salire. Ciao Katy. Tocca il dito. Non so se ci senti. Ci senti? Sì, perché Katy deve tirare una cassiata, secondo me. Una cassiata di quelle gagliarde. Vedrai. Katy? Katy?
Cati? A posto, Thomas? Cati, ci sei? Ma perché Cati ha Mi chiesto? sentite? Sì, Sì. adesso sì. Allora, è inutile che chiedete ogni 35 secondi Mauri come sta, Mauri come sta, Mauri sta bene. Seguite la live, grazie. Cati, stai su che se devi dire qualcosa lo dici. No, non ci credo, ragazzi. Cioè, guarda, tu non andare là, tu stai qua. Lo fermo a Thomas. No, non lo fermo. Sta fermo, aspetta. Mauri! Mauri! Dietro front. Mauri, qua. Prova a metterti davanti alla porta, ti tengo io qua. Mauri, ho detto qua. No, prendila al volo, prendila al volo. Vai, 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 vai. Mauri, no, capisco. Basta. Dove c'è? Guardami. Guardami. Apri gli occhi. Raga, 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 raga! Ma L'archi non ce la posso fare, giuro. no, raga, se voi non potete capire, perché su... Vado a riprendere Mauri un attimo, eh? Scusa qui. Stai lì. Sì, sì, sto qui, sto qui. Madonna, raga. Posto? Eh? Cerca di dirmi là. Chiamo io. Su. No, raga. Col cazzo, c'è qualcosa di là. Adesso arrivo, perché se no continuo di là. C'è qualcosa di là, è passato di là. Dimmi. Sono dentro al manicomio. Allora, Io minchia un po' perché... una cosa, io adesso stacco qua e parte la corbetta tra poco. La corbetta è ancora... Ah, ok, no, Sei no. ancora... Vai tranquilla. Ciao. Aspetta. Sì, ciao. Ciao, ciao. Allora, ascoltatemi, è Te mezzanotte, dove hai visto qualcosa? Spiegami. deve partire lei, che io attacco le... Hai visto qualcosa? Dove l'hai visto? Io ho visto, raga, vi giuro, quando ci sono stati i botti, io sono sicura che non erano dei botti. Allora, mi devi ascoltare un attimo. Io da lì l'ho visto affacciarsi. Adesso ho Mauri visto tocca a lei. qualcosa affacciarsi. Io stacco, parte lei, Sì. parti tu. Io metto via questo, uno dei due telefoni che lo Sì. carico, intanto andiamo avanti con Vi giuro, questo. raga, io ho visto qualcosa affacciarsi, Mauri, mi sono 38. cagata in mano. Ragazzi, adesso apre corbetta, Aspetta che mettiamo bene la live. sì, perché così questo qua essendo il 16 lo metto in batteria, in carica. Vi giuro, mi sono... Guarda. Dai, mi sono cagata in mano in una maniera... Non so, questo non mi preoccupa. Questo è normale, ragazzi, sono Penso di stata non io. aver mai fatto... Il bello è che te mi messo le mani dietro la schiena, come faccio a difendermi? No. Oh, però l'alzata di voce a Mauri gli ha fatto bene, eh? Oh, non andare ancora di nuovo, vero? No, perché stavolta ti tiro un pattone di quelli gagliardi, te lo giuro. Più che altro c'è da Basta. dire una cosa. O gli anfibi, non le scarpe. Sì, ho da capito, ginnastica. però... Come si fa qua? Qua Devo mettere siamo qua? palla al balzo, vero? Guarda che lui era Stasera. sempre fatto la curva, io a momenti stavo tirando dritto e stavo per scivolare. Dalla parte quando è sentita la manata. Cosa? L'hai finita tu? Cominciano proprio troppo le balle, eh? Basta. No, vi giuro, raga. Non mi sono mai cagata così tanto in Ascolta, o mano. continuiamo qua e siamo qua tutta la notte e ne fermo una. Cosa Come fermo, volete. corbetta? È L'altro uguale. com'è l'accesso? Tipo questo o meno faticoso? L'accesso di là? Madonna, è molto meno faticoso. Cioè, si entra... Ok, cioè, allora, scusate, questa sono io. si entra Scusate. sul retro. Ma Però- c'è tipo erba che si abbassa e si alza come qua a camminare in mezzo o no? Non mi pare.
Si chiama la corvetta paranormal. Non nominate me, dopo dalle 2 la faccio. La corvetta paranormal, Mauri, dopo è meglio che io sto pronta libera con Thomas, perché ragazzi, più ci avviciniamo alle 3, credetemi, io ho un forte sospetto. Allora, se vuoi E io difficilmente mi inizio. sbaglio, hai capito dar cosa? Ma io posso mettere qua il mio? No, io direi capito, tenerne uno, assolutamente. perché sì, lo puoi mettere qua al posto di questo. Così Quanta tu carica questo. hai? Io il 76, ma poi se lo collego va. Ok, allora... Stai guardando? Sì, sto Quel guardando. mucchio lì di cosa, Sì. sembra che... Guarda, non ci da metti di là. Oh, mi raccomando, Lo tengo d'occhio io. C'è l'orso che ci segue e Sì. anche in mezzo lì, guarda. Lo vedi, Dai? Un'altra volta è passato qua sotto l'orso. Guarda che questo non mette più a fuoco. No, quello è l'insetto. No, non mette più a fuoco. Esatto. Houston, Darko, l'altro... Houston, abbiamo un problema. Cioè? No, non è in trance. No, non è in crash, ma parla da solo. Con chi parli, Mauro, scusami? Con lui? E cosa vuole? Katy ha detto che non modera più. Cosa succede, Katy? No, Katy, fermati. Katy, resisti, dopo mi dici cosa succede. Chiamo io un attimo la Katy, dai, con quello delle app. Mi stanno aggettivando, ha detto. La stanno? Aggettivando. Uè, in ragazzoli! tutti i modi. Katy, blocca, Adesso passate tutti di qua, tra l'altro. blocca. Adesso apre, fermati. Adesso apre corbetta. Sono tutti i suoi follower e bersagli. Katy. Quali, miei o... Avete sentito che non? Katy, sta tranquilla. Non l'ho sentito. Mi segui, Katy, per cortesia? Togliamo il rullo un attimo per rispetto di Katy. Ho sentito un tonfo, ragazzi. Ma tanto adesso noi la chiudiamo. Esatto, aprite di qua. Katy, ti riposi adesso, ferma. Tommy, manteniamo la calma, ascoltami bene, Katy, mi stai ascoltando? Sto registrando anche il video, mi stai ascoltando, Katy, per favore? Seguimi un attimo. Stai tranquilla, che adesso entriamo con quella di Corvetta, va bene? Raga, passate sul profilo della Corvetta Paranormal. Faccio io salire apro. un attimo, aspetta, faccio salire un attimo. No, ti chiamo io tra un secondo, Katy, fermati. Fermati. Qui chiudiamo. Dark, ce la fai andare dalla Corvetta Paranormal? La fai salire? Sì, sì, la facciamo salire. Ti fa salire la Corvetta. Non c'è problema, ma Bene. non c'è problema. No, tu stai su, ascoltami, ti fa salire la Corvetta e dopo Mauri. Io dirà. ho aperto la live. Va bene, intanto. Mauri? E Dark? E fai salire? No, ma non c'è, Ok. non c'è problema. Allora, Ci No, vediamo no, tranquilla. Vai in quella di... raga, la Corvetta Paranormal, mi trovate anche sul... Puoi far vedere un attimo il tuo profilo? Sono già in live. È già Qua? in live. No. Questo qua. Questo, raga. Eccolo Ci lì. vediamo alla Corvetta. Guardate lì, la Corvetta Paranormal, ok? Dai, così la Katy si riposa un po'. Esatto. E io devo solo fare i video così, dai. Io meglio. adesso metto di qua i moderatori. Preparo il tutto, un attimo, Katy, porta, pazienza che ti chiamo subito io. Ciao, Dammi un ciao a attimo, tutti Katy. quelli che stanno entrando. Ragazzi, grazie di tutto. Adesso partono loro due, io parto coi video. È tutto. Ma allora, aspetta che ti chiedo. Vabbè, Dimmi. dopo quando la facciamo salire Dammi un sistemiamo. secondo che preparo così dopo chiamo Katy. Ragazzi, stacco un attimo Ciao, la... ciao a tutti. Stacco un attimo là. Allora, Katy, io Perché ti devo metto chiamare come Katy. moderatrice. No, è meglio di no stasera, lasciala tranquilla. E chi è che metto come moderatore? E moderatori, metti me. Aspetta che devo vederti entrare però. Chiudiamo qua e vado di là a dar. Ok, ragazzi, andiamo di là. Termina. Sì, sì, ragazzi, sto meglio, grazie. Cazzo. Ci sta pure Tommy. Tommy, mi scrivi un secondo, per favore, che Dagli ti, una mano, Tommy, che ti per metto favore, come che io chiamo moderatore. Katy. Ragazzi, io devo chiamare un attimo Katy. Perché devo tranquillizzarla un attimo. E ha anche ragione, perché poveretta. Allora, Rosy, metto anche conviene te. bersagliare le persone in quel modo lì. È da schifo. Scusami se lo dico, Corvetta, No, ma no, ma vorrei fai solo- bene. Io non voglio che toccano una Katy o le ragazze. Allora, E quello mi investirisco io. come si fa?
Cosa, Corbetta? Aspetta, sto cercando di mettere Rosy come moderatrice, Qua. visto che è qua. Eccola qua. Con 3 puntini, aggiungi come dai tutto tranne i Sì, sì, commenti sì. se vuoi. Vabbè, Ok. conferma. Fai tutto, togli tutto, cioè metti tutti le Sì, spunte. sì, gli ho messe tutte le spunte. Rosy, adesso sei una... Ok. Grazie Rosy. Sì, grazie. No, perché sennò te l'avevamo detto, qua bombardavano, lo sapevamo. Esatto. Sapevamo ragazzi, Sandy, che eccola. bombardavano. Un posto preso intendi? I soliti qua per non dire altro, non fanno girare i cosiddetti a me. A me fa fatica tipo mettere Ascoltami, poco. allora questa adesso la metto un attimo in coso, sotto Grazie, Sere. all'11, vedi? Sì, sì, sì. Vai, allora io adesso appoggio il mio telefono qui. Sì, aspettami un attimo, Raga, non si vede bene fino in fondo, non ho capito perché. Ma, un attimo perché la adesso batteria ce l'ho cerchiamo qua. di... Eccolo qua la batteria. Questo va in carica qua adesso. Qua. Allora, cerchiamo di... Ok, anzi dentro qua direttamente. Dammi un attimo, Corbetta. Yes. Anche Luisa, eccola. Ok, c'è Luisa, fatti aiutare anche da Luisa. 2 minuti. Luisa, per favore, dagli una mano. Che la corbetta ha bisogno assolutamente. Allora ragazzi, io vi dico, se iniziate a mancare di rispetto nella mia live, io vi faccio bloccare. A posto lì? Ragazzi, Però siete a vedi che posto? col mio telefono non si vede fino in fondo come il tuo. Ci spostiamo, ha detto. Ma grazie, comanda Lori adesso. Corbetta, Dimmi. già c'è da dire, la Se sala vuoi. non ho visto se era entità o persona. Appunto. Perché se è un'entità è una cosa. Quello non so, però raga, So solo che è difficile da gestire. Un non po'. mette neanche più a fuoco. Ah sì, È un po' Ma gestire. era, posso essere onesto io? però fino in fondo non Sì. si vede. Sensazione Eccoti Tommy. che dovrò tirar fuori entrambi. No, Tommy? ma ci sono Il anch'io. braccio teso io. Guarda, siccome che adesso metto la batteria di qua, un attimo taci. Raga, si iniziano a rompere le scatole, bloccateli. Lo so che non si vede fino in fondo. Adesso vediamo, Avete aspetta. una luce per arrivare a vedere fino in fondo? Perché tipo Sì, il... adesso arrivo anch'io. Eccola, bravo. Cioè, sto mettendo gli apparecchi qua, a portata di mano. Dalla pure a me. Ok, Un mamma. attimo, ragazzi. Ecco qui, raga. Come solo. Allora, questo va qua. Questa qua No, va raga, qua. adesso non è tutto sfocato. Ok. Ma cosa è successo? Niente, sorvoliamo. Niente, ragazzi. Andiamo avanti, ragazzi, per favore, sorvoliamo. Noi non ci ferma nessuno. No, effettivamente neanche dopo 2 coppe. Come? Mi girano le scatole. Ok. Fai salire le dark, per favore, così ci danno... Sì, se viene... Vediamo se viene la dark. Se arriva la dark, può salire. Ok. Il rempodo lo metto qua dentro al sicuro, Qua. Così sta. Ah, perché qua non riesco a vedere se ho il telefono di Mario. Ok, va bene. Ok. 2 apparecchi sono qua pronti. Allora, fammi vedere quello lì a quanto è. Questo qua? Questo qua? Sì. Ancora 35. possiamo andare avanti perché non avendo in live va bene. Sto nel rullo tranquille. No, vabbè, ti faccio salire io. Vai, Dark, sali. L'unico problema... E come? Allora, come faccio a farla salire io adesso? Premo qua. Aspetta. Dark, puoi scrivere un Eccola attimo, qua. tesoro? Ok, ci sei qua. Qua. Vai qui, vedi? Adesso aspetta perché... Ok, cerchi Dark. Eccola invita. Ok. Però adesso mi si apre tipo Vuoi la mettere schermata. Dark a darti una mano? Ah. Che magari ti chiediglielo. Dark, tesoro. Puoi... Vedi che adesso si blocca tutto? Mamma mia. Ecco. Adesso altri commenti. Sì, ti fa fare la prova. Aspetta che arrivi su Dark. Eccola. Dark, tesoro. Mi fai una cortesia grossa? Hai il volume alto perché non si sente niente. Prova a parlare, Dark. Sì, sì. Ti senti? Adesso Ok. sì. Mi fai una cortesia, Dark? Se ti attiva come moderatrice, puoi dare una mano a Corbetta? Certo. Sì, attiva Dark. Dark, mi scrivi una frase tesoro sul rullo. Una parola, Sì, anche c'era quello già. che vuoi. Sì, esatto, scrivi quello che Ok, vuoi. Bravissima. così, e adesso la fermo subito, così. Vai, aggiungi il No, moderatore. almeno ti dà una mano perché sennò è da sclerare veramente. Nessun problema. Guarda, veramente. Conferma. Ok? Eccola qua.
Prova a scrivere, sì, sì, no, prova a Sì, mi è scrivere uscito, Dark. mi è uscito. Sì, sì, Ok. sì, eccola qua. A posto, adesso moderatori sei coperta. Possiamo proseguire? Sì, in teoria Tutto sì. ok? Non mette più a Perfetto. fuoco. Adesso aspetta che quello si attacca lì. Se un cavo è qua, l'altro dove è andato a finire? Eccolo qua l'altro. Ecco qua La l'altro. figura che tu hai visto, Ok. hai visto solo E il nero così oppure vado a riesci mettere a anche scrivere? l'altro. Ma guarda, deve arrivare all'incrocio. Aspetta perché non mi mette più a fuoco. Come non ti mette più a fuoco? Ah no, adesso? Non siamo a guarda. posto. Ma guarda che qui siamo già al manicomio. Ecco, adesso è andato. No, Moira, devi spostarti dall'inquadratura perché sennò... Ma io posso dirti una cosa? Secondo me Ecco siamo- qua. No, siamo guarda. nel modo giusto. Guarda. Sì, sì. Ma qua stasera ne stanno succedendo di cotte di crude, Adesso ragazzi. ci siamo. Pazzesco. Dimmi. Sì, sì, ma veramente. No, È tosta a seguire tutti e due, eh? Dimmi, Loro. tesoro. Stavo dicendo, la figura che tu hai visto, più o Sì. meno, hai solo visto la parte nera oppure sei riuscito a vedere? No, non ho capito che cacchio sia. Per farti capire quello che c'è, quello che c'è. Se la figura che abbiamo visto. Allora, può anche essere che sia stata una presenza, però col rumore che c'è stato, io Se mi c'è sono stato- no, perché- cagata in mano e sono scappata verso di voi. Ho visto. Corbetta, ho visto. Io che cercavo di muovere il braccio. No, raga, però adesso, no, adesso guardate anche voi, ma non è sfocato. Prova Thomas che sto mettendo a posto. Ah Guarda, no, si vede. adesso si vede Un bene. attimo, punta più in basso. Ah no, ok, la ghiaia. Sì. Pardon. Cioè, adesso, raga, si vede bene, non potete dire che è sfocato. No, Ci siamo? sai perché ti ho chiesto Corbetta? Ti ricordi? Mauri è a posto? Sì, sì, Perfetto. Tutto ok, Mauri? Ha detto di sì con la testa. Cioè, ma raga, continuano a dire che vedono sfocato, ma tu vedi sfocato? Giusto? No. Adesso Però tieni la vediamo. tua torcia che si fa più luce. Vedi? No, sfoca, ma non c'entra niente il telefono di Adesso è a Corbetta. Uno sfoca e l'altro no. Io ragazzi quello del cellulare attaccato ancora per il video, sto facendo, siamo a 3 ore e 12, Adesso vedi che sfuoca di nuovo perché Anche il mio togliamo la adesso. luce. No, è anche quando magari io, se muovo il telefono così, guarda, Sì. cioè attenzione, aspettate. Guarda, tac. È Adesso si è l'obiettivo. fermato. Ok, adesso è fermo comunque tutto quanto qua. No, sfoca. Ma guardate che non è, no, non c'entra niente perché a volte me lo fa anche sul mio, che sto registrando. Guarda. Non è lei che deve pulire, è proprio il telefono, c'è qualcosa vicino. Guardiamo il pavimento, Corbetta, se c'è qualche orbs che passa, perché quando fa così prima è perché passavano orbs. No, togli quella lì, che vediamo un attimo. Ok, perché se passa qualche Guarda. orbs lo vediamo meglio, vedi? Però questo inquadra lì, questo dovrebbe inquadrare là. Dovresti essere girata di così tu, per andare bene. E continui così. No, vedi che quella non arriva fin laggiù, questa sì. Eccolo là. Il tuo è più scuro, questo qua è più chiaro, guarda. Però può anche essere... Sì, raga, anche secondo me sta giocando col telefono. Bisogna provare quello di Mauro, no, facciamo col tuo. No, intanto rimaniamo con questo, tranquilla. Vediamo. Vediamo se ci sono... Fermi così, ma raga, ma noi non lo stiamo toccando, questo è No, il guardate problema. che è sul cavalletto, sul mio treppiedi. Eccolo, guardalo. Sì, Ragazzi, c'è l'orbs per terra, guarda. Appena girato. No, voce. questi tuoni. Questo non era un tono. Sì, era un tuono. Non lo so. Comunque è qui, è in Sembrava questo qualcosa che punto, sbatteva. ragazzi. Non era un tono. È già 69, guarda, ti sta succando energia. Sì, ma sempre non ho... Vabbè, intanto lascialo lì. Finché tiriamo. Comunque Dark abbiamo ripreso un altro orbs a terra qui. Corbetta, più che altro io non ci sono vigilanti. E fino a poco fa Appunto. Sì, È per me sfocato è ed è difficile vedere. Si vede abbastanza sfocato ed è difficile vedere. Ma anche adesso, perché noi in realtà dalla schermata vediamo nitido. Sì, anche adesso. Adesso si sta sfocando. Guarda, sta facendo lo zoom da solo.
però sei fermo. Allora Mauro guardava nella stanza dove c'era lo scavo, perché c'è un buco che si vede sotto lo scavo, poi gli prendo il polso, devo. E sotto c'è un altro pavimento con un altro buco, ragazzi. Abbiamo, no, lascialo stare, te fai male. In realtà è qua, esatto. Basta tirare. È passato un altro. Mhm. Sì, un altro Sì, orso. qua secondo me. Ti sta gironzolando intorno. Sì. Ma poi ce l'ha col mio telefono perché continua a mettere... Guardalo la terra. Dark, ho ripreso un altro orb. Per 3 volte già, qua. Bene. Sì, ragazzi, è pazzesco, Quel coso rosso, ragazzi, è un corrimano rotto. Guardalo, gironzola qui. Sì, gironzola là sotto. È qui, ragazzi. Ti è appena passato accanto. Ecco. Io non mi avvicino a quella cosa lì, perché è un attimo per lui. No, sta attenta. Cosa? Sta passando qui l'orso. Vicino io? Ecco perché. No, più che altro perché deve... loro prima sono stati male. L'orso è qua adesso. Prima era lì. Adesso è qua. Moira, non muoverti tanto perché sennò lo mette più a fuoco. No, mi stava la roba. Sei qui adesso. No, non ho visto. Sarà perché sono di prima, penso. Sì, penso di Sei sì. qui. Anche perché comunque... Rispondi. Piove di nuovo. 1 piove di nuovo e 2 chi è che si arrampica al secondo piano? No, ma non sento niente arrampicarsi. No, perché quando si sta... Punto, ma i moderatori possono rispondere ma dove sono? Cosa c'è? Che domanda hai fatto, scusami? Ti rispondiamo noi. Guarda. Anche ti conviene spegnerlo questo perché sennò ti riscarica. Quale? Il K2 ti conviene spegnerlo. Ah, sennò ti scusa, ce l'ho scarica. ancora acceso. Ah no, pensavo stavo per silenziato. Tommy, stavo per silenziare te, ho detto vai a dormire, ho detto stavo per silenziare te, a posto siamo. Ci troviamo in un ex manicomio. È la figlia ha paura a non farglielo vedere. E intanto se una figlia ha paura non la si mette neanche un genitore intelligente. A parte che non se è la una mette bambina non qua si... una bambina a guardare queste cose, chiaro? Dove siete? Appena detto, in un manicomio, raga. Non fate la stessa domanda 8 volte? Dove siete? Preparatevi delle moche di caffè perché arriviamo alle 7 di mattina e siamo appena a 00:15. Esatto. Preparatevi delle moche di caffè che vi conviene. Grazie intanto dei doni, grazie per Dark, avete preparato la moca da 18 per voi? limiti. Secondo me che serve. Perché vi hanno chiuso lì? Perché purtroppo hanno lasciato fuori te. Cosa ti devo dire? No, perché noi, sai, essendo paranormal, siamo anormali. Esatto. Grazie Quindi, Tommy. di conseguenza, siamo qua per sentire la pioggia, per vedere qualche lucetta che passa e poi scusa, ops, sono orbs. Esatto. C'è qualcuno che ha le mocche pronte, Bene. le cialde e i bidoni di caffè, ma noi vi amiamo. Posso chiedere una cosa? Noi abbiamo anche i bidoni della differenziata qua, giusto? Sì, esatto. Ecco. Godetevi la live e non fate domande inutili. No, esatto. Grazie. Anche perché sennò, raga, io ho detto di stare buoni Anche e tutto. perché io ve lo dico che adesso sta entrando l'orario delle... Ok? Io ho il tiramisù strapieno di caffè. Io sono in mezzo a 3 dello scuro. Non c'è dovevi di questo. Quindi con calma perché non è uno scherzo, non è un gioco. No, ma oltre al tiramisù, scusami un attimo. E abbiamo orbs a destra e a sinistra, quindi vuol dire che sono qui. Perfetto. Loro ci sentono qua e sono qua vicino. Oltre al tiramisù... Gli orbs sono ripresi anche nel video, anche tutto ciò Esatto. che io sto parlando con voi, è ripreso nel video. Esatto. E comunque, raga, allora, io ho detto di moderare la live se qualcuno inizia a comportarsi male,
verrà bloccato. Tipo, punto, possiamo anche bloccarlo, perché uno che viene a dire ad un moderatore ma chi sei? Ma chi sei tu che c'hai la figlia che c'ha paura? Allora, intanto i moderatori non sono né i vostri fratelli né vostre sorelle. Poca confidenza. 5 follower Grazie. su 221 seguiti, vai a dormire. Che? No, se vuoi che... Cioè, Chi è? scusami un Qualcosa attimo. ancora? No, bloccato. Oddio, mi fa andare nei commenti adesso, aspetta. Fammi vedere di qua, che voglio vedere questo Ok. telefono un attimo, a vedere se... Bravissimi. Tutti a nanna. No, questa è una farfallina, ragazzi. Io sto Esatto. adesso no, però. Questa sì. Questa è una farfallina, Quella del sì, secondo sì, sì. falì non era una farfallina. Esatto. Forse è il caso che faccio 2 video di 3 ore. Non è, ha detto. Ascoltami, Dimmi. è il caso che faccio 2 video di 3 ore, Sì, secondo questo me. bloccalo e riprendi. Ok, prima, allora chiudo la prima parte del video. Siamo, ripeto, al 15, ormai adesso 16 giugno 2024. Chiudiamo questo video, ne facciamo appena adesso subito partire un altro Esatto. alle ore 00:18. Esatto. Il Ok. rispetto ci vuole